Si sente? Ecco, perfetto. Bene, facciamo prendere posto agli ultimi. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui in questa giornata che di fatto è la grande assemblea regionale dei primi cittadini del Veneto, la Casa dei Sindaci. Siamo ospiti di Fiera di Vicenza e siamo ospiti di Ombretta Zulian, Chetti Panni ed Emilio Casalini, che sono l'anima di questo evento che si chiama Relazionesimo, che si tiene proprio in questi giorni, una 3 giorni di Expo, e a cui passo la parola per un saluto, visto che insomma ci ospitano in questa cornice. Grazie. Buongiorno, grazie per essere qui. Il video vi ha già rappresentato quello che è il nostro compito con Relazionesimo che inizia oggi con voi. Noi siamo una parte della comunità come impresa, come cittadini. Voi siete l'altra parte della comunità e insieme abbiamo un grande compito, quello di far prosperare la felicità nei nostri luoghi, nella nostra bellezza, nella nostra Italia. Io credo che sia fondamentale farlo insieme, riunire tramite le relazioni. Abbiamo un grande compito che tramite la conoscenza possiamo condividere e fare tanta strada, quindi vi auguro un buon lavoro oggi qui con noi. Grazie. Benvenuti, è un piacere avervi qui in questo contesto così diverso rispetto anche al solito, perché relazionesimo significa aprire il confine delle connessioni e smetterla di avere paura della complessità, che è una delle cose che più si spaventa, perché ci costringe a metterci in rapporto con gli altri, ci costringe a fare passi in avanti e contemporaneamente indietro, che è un equilibrio particolare. Tutto quello di cui parliamo qui dentro oggi è esattamente quello di cui parlate voi. Il PNRR, sapete benissimo, i nuovi bandi non funzionano con delle amministrazioni che fanno dei progetti, funzionano solo con rapporti partenariato, pubblico-privato, speciali, coprogettazione, coprogrammazione sono le nuove parole, per far funzionare le amministrazioni, perché da soli i cittadini e le comunità non ce la fanno, ma neanche le amministrazioni pubbliche ce la fanno da soli. È proprio una questione di risorse, non ce la facciamo proprio senza. Parliamo di energia, di comunità energetiche, non è più una visione di qualcuno che va per conto suo, senza la comunità non si va, cioè si fanno due passetti. Parliamo di comuni che devono affrontare grandissime difficoltà e allora quando mancano le risorse, quando mancano le persone per fare anche i progetti, no? O partecipare a dei bandi europei e intorno però c'è una comunità che non è connessa magari con le amministrazioni e lo dimostra il fatto di quante persone a volte non vanno a votare, quindi c'è una disconnessione e non sono connesse tra di loro e quindi questa grandissima perdita di potenziale che abbiamo e che continuiamo a sprecare. Siamo il paese col più grande patrimonio della più grande biodiversità culturale del mondo, ma ci dimentichiamo di connetterci. I nostri universi di conoscenze, di capacità, di potenzialità, non siamo solo un turismo da mordi e fuggi, siamo un paese della bellezza, della cultura, del patrimonio, di uno sviluppo che ha guidato, in alcuni momenti continua a guidare l'umanità. L'intero pianeta, su certi aspetti, è fondato su quello che magari nel 1200 Federico II di Svevia, Stupor Mundi, proiettava come visione della propria terra, capace di accogliere chiunque per svilupparsi sempre di più. Noi abbiamo questa sfida davanti. Quello che anche oggi pomeriggio proveremo a fare, magari siete veramente invitati a partecipare assieme, per esempio, sia a visitare tutti i padiglioni, tutte le varie situazioni, ma anche partecipare oggi pomeriggio alle 3 all'incontro che faremo parlando di relazioni, parlando di connessioni. Abbiamo iniziato un percorso che davvero penso sia estremamente importante che entri nel DNA, nella mente, nell'agenda mentale di ognuno di noi, come comunità, come imprenditori, come singoli cittadini, come professionisti che mettono a disposizione abens, abitante e residente, sono due cose diverse, lo sapete meglio di me. Residente è residente, si siede sempre allo stesso posto. Abitante, abens, possiede il territorio, è suo. E quando incominceremo, tutti i nostri cittadini, a considerare i beni comuni, le strade comuni, i luoghi come qualcosa di tutti e non più, come di solito avviene, di nessuno, allora incominceremo a essere molto più facili ad amministrare i nostri territori e a raggiungere dei risultati che tutti noi vogliamo, con un unico obiettivo, che è quello che è stato detto prima, di essere felici. Grazie.
Grazie di essere qui. Volevo solo chiudere dicendo che la prima persona che siamo andati a contattare quando abbiamo deciso di fare questo progetto, che è sicuramente difficile da spiegare, perché le relazioni alla fine bisogna viverle. Noi siamo le relazioni del nostro passato, come avete sentito. Noi siamo andati subito dal nostro sindaco, da Francesco, come dice lui, l'abbiamo stalkerizzato un po', ha capito immediatamente l'importanza di questo progetto qua e dopo una settimana ci aveva già messo in contatto con Mario Conte, che anche lui ha organizzato tutto quanto questo, avendo compreso quanto noi ci teniamo a sentirci parte del nostro territorio e sentiamo la necessità come cittadine di dire dobbiamo trasmetterla a tutti questa conoscenza che il territorio è nostro, che noi tutti dobbiamo partecipare e che voi state facendo una grande fatica per noi. Se appunto i numeri e i dati statistici dicono che tutto il gran lavoro e tutto il tempo che tutti noi impieghiamo nella nostra attività, nel nostro lavoro, alla fine i dati sono negativi, forse è arrivato il momento di valutare questi dati, leggerli e capire che spesso le cose che non ci sono comprensibili basta solo cominciare a viverle, ad attuarle. Se voi farete un giro all'interno del padiglione o comunque in questi giorni partecipate a tutti i convegni che abbiamo cercato di mettere in atto per trasmettere le conoscenze a vario titolo, nel relazionesimo noi abbiamo detto è lungo un secolo e forse dovremmo anche cambiare l'unità di misura e farlo diventare non di 100 ma di 200 anni per farci rendere conto che l'essere umano per affrontare tutte le sfide che abbiamo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e anni, dobbiamo ritornare ad avere un metodo, la conoscenza, conoscere tutti i problemi, sperimentare attraverso l'esperienza e gli accademici un modello, nel momento in cui il modello funziona, applicarlo, tutti quanti assieme. Grazie, non vi porto più via tempo, avete un grande lavoro, vi ringraziamo tutti per la vostra disponibilità e il vostro lavoro. Grazie. Ah, date pure a me, faccio anche il valletto. Grazie. Sì. Grazie. Allora cedo, si sente? Sì? Cedo la parola al sindaco di Vicenza Rucco per un saluto e l'apertura di fatto dei lavori della giornata di oggi. Mi dicono che parli dal palchetto. Buongiorno a tutti, bentrovati, ben arrivati a Vicenza. Un ringraziamento in particolare al relazionesimo e a Katie Ombretta che ci ospitano e che hanno avuto questa idea di portare a Vicenza questa 3 giorni importante che aprirà un po' i confini anche dei nostri territori a una 3 giorni assolutamente innovativa per le relazioni. Non vi nascondo che c'è anche una certa emozione nel rivedervi in presenza, soprattutto con l'assemblea appunto degli Stati Generali dell'ANCI, dopo 2 anni e mezzo in cui abbiamo spesso perso il sonno, abbiamo dovuto gestire, stiamo gestendo tuttora emergenze pesantissime, noi siamo passati, ricordo tutti, perché ogni tanto dobbiamo anche ricordarlo a chi dà per scontato che i sindaci e gli amministratori debbano fare le cose in silenzio, però ricordo tutti che abbiamo gestito emergenze alluvionali, emergenze vaie, emergenza Covid, crisi energetica, tempi di guerra e tutte le conseguenze del momento. Certo che quello che sta accadendo a livello nazionale non ci aiuta perché avere un punto di riferimento in un governo nazionale è sempre fondamentale. Io spero che nelle prossime ore il Presidente del Consiglio possa trovare la quadra e l'equilibrio nonostante qualche purtroppo comportamento poco responsabile che invece credo che gli amministratori locali dimostrino tutti i giorni ai propri cittadini. È difficile amministrare, questo lo sappiamo, è difficile accontentare tutti, spesso qualcuno è scontento, però credo che si debba tenere la barra dritta, soprattutto in questo momento storico, assumendo anche decisioni che possono sembrare a volte impopolari, ma che fanno sempre il bene della nostra comunità, della nostra collettività. Stiamo affrontando, ed è il tema
anche della giornata il PNRR, non senza difficoltà. All'esterno, secondo me, non stanno capendo quanto complicato sia gestire questi bandi, questi passaggi tecnici, arrivare in fondo a questo percorso. Devo dire che qualche supporto esterno è anche arrivato, ma non lo ritengo francamente sufficiente. Questo credo che sia un tema da porre ad ANCI, e credo che Mario sia stata anche, lo ringrazio, la giusta guida in questi anni difficili, e lo sarà sicuramente anche per il PNRR. Quindi grazie Mario per tutto quello che hai fatto e per aver fatto sentire la voce dei Veneti in un momento in cui, lo ricordo a tutti, sul Pinqua abbiamo preso bastonate in faccia. Io ad oggi sono, come Comune di Vicenza, ammesso per 45 milioni non finanziato, luglio 2021 dichiarazione di finanziamento, ottobre 2021 non ci sono i soldi, questo è stato. E poi grazie anche al lavoro di ANCI Nazionale e ANCI Veneto e del governo e dei nostri ministri siamo riusciti ad ottenere l'integrazione dei contributi per la rigenerazione urbana, che ci ha permesso poi di arrivare appunto alla copertura economica, almeno per quella parte di bando. Io ringrazio poi la Regione Veneto, arriverà credo Luca Zaia tra poco, anche per, oltre per la presentazione qui da noi, ma anche per l'inaugurazione di questa 3 giorni di relazionesimo. Un ringraziamento, nonostante il momento, chiaramente al Ministro Erika Stefani, che oltre ad essere Ministro è una cara amica personale, quindi è una collega vicentina a cui siamo legati ed è sempre un punto di riferimento giù a Roma per noi, e quindi auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro che sia produttivo, e cerchiamo di portare ai nostri concittadini la spiegazione di quello che stiamo facendo, perché forse pensando troppo a lavorare e poco a comunicare, forse qualche volta non riusciamo ad arrivare a spiegare le difficoltà che stiamo vivendo anche noi come amministratori. Grazie. Grazie al Sindaco Francesco Rucco, che peraltro ha introdotto, diciamo così, un po' quello che è il convitato di pietra di questa giornata, e cioè la crisi di governo, che credo complicherà un po' diciamo così, la vita dei sindaci, chiamati così a un nuovo cambio di interlocutore, forse, non lo so, adesso vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, ma 3 crisi in una legislatura. In ogni caso il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che invito sul palco per un saluto, cercherà comunque di far arrivare a Roma i messaggi che gli sono stati affidati dai colleghi primi cittadini. Prego, Mario Conte. Grazie Marco anche per la tua disponibilità. Buongiorno a tutti. Grazie a Ombretta e agli organizzatori di questo bellissimo evento che ci vede coinvolti in quello che è un momento di condivisione, di partecipazione, un ritorno ad incontrarci in presenza, e credo che sia questo già un grande risultato, nel senso che ci stavamo purtroppo abituando ai collegamenti, ai webinar, alle call, che sono state certamente uno strumento utile ed importante, ma ci ha tolto tutto quell'aspetto emozionale del contatto diretto, e credo che per noi sindaci in questo periodo il tornare ad emozionarci insieme, il condividere i dubbi, le perplessità, le opportunità, i progetti, le visioni sia fondamentale, ed è fondamentale farlo in presenza, e quindi abbiamo approfittato di questo evento per ritornare ad incontrarci. Ovviamente fino a ieri i problemi erano di un certo tipo, oggi se ne aggiunge qualcun altro, nel senso che in questo periodo di certo non avevamo bisogno di una crisi di governo, di aggiungere incertezza nell'incertezza, perché ricordo che fino a ieri parlavamo dell'aumento dei costi dell'energia elettrica, delle materie prime, l'aumento dei costi dei cantieri, il rischio che i cantieri saltano, le imprese che non ci firmano i contratti, i bilanci da chiudere. Oggi a tutto questo dobbiamo aggiungere anche il fatto che rischiamo di non avere più un referente
non dove andare a piangere o dove andare a lamentarsi, ma dove andare a chiedere soluzioni, perché ricordo che i nostri cittadini questa mattina, indipendentemente dalla crisi di governo, il campanello del sindaco continuano a suonarlo, perché i problemi delle nostre comunità non si fermano parallelamente alla crisi di governo. I problemi delle nostre comunità continuano e continuano ad aumentare. Ricordo che tendenzialmente dopo la pandemia abbiamo ereditato tutti una comunità che ha visto quintuplicare le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà. Significa che una fascia di popolazione che prima galleggiava, sopravviveva, riusciva ad arrivare a gran fatica a fine mese, è scesa di un livello e ha cominciato anche lei a chiedere aiuto a chi? Al sindaco, ovviamente. Noi risposte a tutti cerchiamo ovviamente di darle, ma non sempre ci riusciamo, siamo tutti alle prese con mancati introiti legati alle multe, all'occupazione del suolo pubblico, alla tassa di soggiorno. Abbiamo messo in campo agevolazioni di ogni tipo, investendo molto di più di quello che era previsto. Stiamo attendendo dei ristori che in parte sono arrivati, ma certamente non in modo adeguato, sono assolutamente insufficienti, e il bilancio a fine anno comincia a piangere. Stiamo affrontando una crisi legata all'aumento dei costi energetici che è devastante per le nostre casse comunali. Ci sono progetti impiantati, dei famosi project dell'illuminazione pubblica che si sono di fatto inchiodati perché le condizioni non sono più di certo sostenibili nemmeno da parte dei privati che avevano presentato la loro offerta. Quindi è una situazione che ci vede tutti chiamati alla responsabilità. È una responsabilità davvero difficile in questo momento, perché gli strumenti che noi abbiamo per affrontare queste difficoltà sono sempre più limitati, e qui entro nel campo del personale. Non abbiamo più figure tecniche, molti dipendenti decidono addirittura di andarsene dalla pubblica amministrazione per andare nel mercato privato, e quindi abbiamo una fetta di dipendenti che è andata in pensione, allo stesso tempo non riusciamo ad assumere competenze e professionalità in grado di affrontare la sfida che siamo chiamati a giocare oggi, perché ricordo che il PNRR, che è certamente un'opportunità, ma ha delle scadenze e ha delle date inderogabili che sono davvero una sfida, una lotta contro il tempo, che stride con la burocrazia italiana, stride con l'incapacità dei comuni di strutturare i propri settori e i propri organici. Non c'è il tempo di adeguare i nostri organici a quelle che sono le esigenze della sfida di oggi. Prima il sindaco, che saluto e ringrazio, Francesco Rucco, parlava della rigenerazione urbana. A volte penso se sia stato un bene o un male riuscire a portare a casa quei soldi, perché le scadenze che ci sono imposte per quei, nel caso della città di Treviso piuttosto che della città di Vicenza, 20 milioni di rigenerazione urbana, significa che entro marzo 2023 devi avere i progetti esecutivi, entro marzo 2024 devi aver realizzato il 30% le opere, ed entro giugno 2026 devi aver rendicontato 20 milioni di opere. È una lotta contro il tempo senza gli strumenti, perché il problema che noi oggi stiamo affrontando è proprio banalmente la mancanza dei segretari comunali. Quanti sindaci, soprattutto dei comuni più piccoli, mi chiamano per dire non ho un segretario comunale, oppure condivido con altri 4, 5, 6 comuni il segretario comunale. Significa avere il segretario comunale, che per il sindaco è una figura importantissima, un giorno alla settimana. È una cosa assolutamente inconcepibile, inaccettabile. Però noi non siamo qui sinceramente per piangerci addosso. Lo abbiamo dimostrato proprio in questi 2 anni di pandemia, che questi sindaci, e ricordo a tutti, soprattutto alla stampa presente, sono tutti sindaci virtuosi. E voi direte, ma è normale essere sindaci virtuosi? In realtà in Italia no. Cioè, la Regione Veneto ha questa buona pratica di essere una regione virtuosa, a partire dal presidente Zaia, ma poi tutti i sindaci riescono a tenere in equilibrio i loro bilanci. Però, voglio dire, le difficoltà che stiamo vivendo sono davvero grandi. Abbiamo dimostrato però che facendo squadra, lo dico anche
con un pizzico di orgoglio, lasciando perdere le battaglie ideologiche, l'appartenenza politica, perché quando indossiamo la casacca dell'Anci Veneto e dell'Anci Nazionale, il nostro partito di riferimento sono le nostre comunità, e le nostre comunità non hanno una differenza di esigenze da Padova a Vicenza, a Verona, a Rovigo o a Padova. Tra l'altro saluto anche il sindaco di Padova che ci ha appena raggiunto, Sergio Giordani. Le nostre comunità hanno le medesime necessità, i sindaci hanno gli stessi problemi, e le difficoltà che noi dobbiamo affrontare ci vedono tutti legati da quella fascia tricolore che in questi anni pesa francamente tanto, ma che ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Abbiamo dimostrato che facendo squadra si riescono a trovare le soluzioni, si riesce a diventare un modello. Qui guardo i rappresentanti della Regione Veneto, dall'assessore Calzavara all'assessore Lanzarin, poi si collegherà anche Corazzari, ma tutta la giunta regionale, ovviamente con in testa il presidente Zaia, il ministro Stefani, e con tutti gli altri ministri abbiamo creato una collaborazione importantissima. Tra le difficoltà abbiamo saputo tutti mettere in pista e in campo soluzioni, idee, proposte. Non ci sono stati mai momenti di scontro, ma abbiamo sempre messo davanti le esigenze della comunità e un atteggiamento di responsabilità, quell'atteggiamento di responsabilità che oggi noi invochiamo a tutti coloro che ci rappresentano a Roma, perché sinceramente pensare di affrontare proprio in questi mesi cruciali, in questa estate e soprattutto nell'autunno, un periodo di instabilità governativa con l'inverno che avanza, con il rischio che ci venga tolto completamente il gas dalla Russia, con un conflitto in Europa, con la mancanza di acqua che in questi periodi sta mettendo a dura prova anche il settore agricolo, che ci sta chiamando tutti a delle scelte anche impopolari con ordinanze per ridurre appunto l'utilizzo dell'acqua, con l'emergenza sociale che è all'orizzonte, perché i problemi della nostra comunità che abbiamo ereditato non si sono risolti in questi mesi e il rischio è che peggiorino proprio appena dopo l'estate. C'è incertezza anche da un punto di vista lavorativo e quindi le sfide che dobbiamo affrontare sono davvero tante e noi abbiamo bisogno di avere un governo che ci dia risposte, perché da soli possiamo fare certamente tanto, però non riusciamo a dare tutte le risposte che di cui la nostra comunità ha bisogno. Questo lo dico perché io non voglio nemmeno caricare di troppe responsabilità il ruolo del sindaco, nel senso che noi non siamo dei Superman, siamo degli uomini e delle donne che ricoprono un ruolo, che lo fanno con passione, con responsabilità, che cercano quanto più possibile di dare risposte, ma dobbiamo avere gli strumenti e soprattutto dobbiamo poter avere dei punti di riferimento. In Regione certamente lo abbiamo, vorremmo continuare ad avere dei punti di riferimento importanti anche a livello governativo e a livello europeo. Come ANCI Veneto io ci tengo a sottolineare che in questi anni abbiamo voluto cercare di sovrapporci a quelli che erano i problemi dei sindaci, nel senso che laddove non si riescono a trovare delle soluzioni immediate in modo strutturale, in modo previsto dalla norma, come ANCI abbiamo cercato di sostituirci. Ovviamente non sempre ci siamo riusciti, però per esempio durante il lockdown, durante questi 2 anni drammatici, ci siamo trasferiti anche noi sulla piattaforma digitale e abbiamo puntato tanto sulla formazione. Ringrazio davvero tutto il personale di ANCI Veneto. Qui abbiamo il direttore Carlo Rapicavoli, l'amministratore di ANCI SA Enzo Muoio e tutto il personale che anche oggi sta facendo un lavoro straordinario, però i numeri della formazione sono davvero impressionanti e ci portano ad essere la prima ANCI regionale d'Italia per formazione. Questo vuol dire aver investito sulla formazione degli amministratori e dei dipendenti comunali, cercando di creare anche in questo caso degli strumenti per poter lavorare meglio nella pubblica amministrazione. Siamo stati la prima ANCI d'Italia in tempi non sospetti, quando non si parlava ancora di crisi energetica, ad affrontare il tema delle comunità energetiche. Abbiamo sottoscritto un protocollo con Regal Grid che vede 10
comuni sperimentali affrontare già in modo operativo il tema delle comunità energetiche. Questo francamente mi riempie davvero tanto d'orgoglio, perché quando si parla di comunità energetiche perché sei costretto a parlarne, perché l'energia elettrica costa troppo e l'unica soluzione si chiama comunità energetiche, rappresentare una realtà che in realtà aveva cominciato ad affrontare questo tema, che è avveniristico, sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, sia per quanto riguarda la famosa transizione ecologica. Io sinceramente devo ringraziare tutti quei sindaci che tra l'altro si sono messi a disposizione, hanno messo a disposizione la loro professionalità proprio per cominciare un percorso diverso che ci vede primi in Veneto da questo punto di vista. Ho detto la parola transizione, che è una parola che in questo periodo va davvero tanto di moda, ma noi la transizione non vogliamo subirla, indipendentemente che sia ecologica o sociale, ma noi vogliamo governarla. Per far questo dobbiamo essere preparati, dobbiamo saper condividere, dobbiamo dialogare bene tra di noi, dobbiamo dialogare bene con gli enti superiori come la Regione, dobbiamo dialogare bene con il Governo e con l'Unione Europea, e questo come ANCI noi lo stiamo facendo, lo vogliamo fare, stiamo cercando di costruire e mettere in pista una struttura che possa essere un supporto operativo concreto per tutti i comuni medio-piccoli, perché il tema del PNRR è certamente un tema, ma tutto il mondo, per esempio, dei bandi europei è un tema, è un mondo che noi non possiamo trascurare, che non vogliamo trascurare, non vogliamo lasciar perdere, soprattutto non vogliamo che i comuni, tutti, perdano opportunità per mancanza di competenze o mancanza di personale. Quindi laddove mancano, noi come ANCI ci siamo presi l'impegno, vogliamo prenderci l'impegno di sostituirci a quel personale che oggi manca, magari formando dei giovani ragazzi appena usciti dall'università che poi possono diventare anche degli ottimi dipendenti per la pubblica amministrazione, e magari facendoli dialogare con degli stagisti che magari stanno ancora completando il loro corso di formazione universitario. Quindi questa è un'idea che si sta concretizzando, stiamo dialogando anche con l'assessore Calzavara, che ci tengo a ringraziare in modo particolare perché i punti di incontro tra ANCI e Regione Veneto, anche con l'assessore Lazzarin, sono davvero tante. La condivisione dei percorsi, la condivisione degli obiettivi, la condivisione anche delle criticità e dei problemi, però quando tu condividi, quando dialoghi, poi le soluzioni le trovi. Ci tengo a sottolineare, per chiudere, che poi lascerò spazio anche, ci tengo ad un loro intervento, a Maria Rosa Pavanello e a Elisa Venturini, che fanno parte dell'ufficio di presidenza, perché in questa squadra di sindaci non esiste un presidente, non esiste un vice, esiste una squadra di persone che lavora bene insieme, indipendentemente, come dicevo prima, dall'appartenenza politica. Qui si lavora per la nostra comunità e si lavora per i problemi che quotidianamente ci accompagnano, ogni tanto ci demoralizzano, ogni tanto ci fanno arrabbiare, però senza mai farci perdere l'entusiasmo di indossare la fascia e di rappresentare le nostre comunità. Quindi con la consapevolezza che svolgiamo certamente ancora, nonostante le mille difficoltà, il ruolo più bello del mondo, io credo che la fortuna di essere squadra è un qualcosa che intanto denota grande intelligenza da parte delle persone che oggi sono qui dentro, e soprattutto rappresenta uno spirito di responsabilità straordinario, quello spirito di responsabilità che da sempre caratterizza i veneti. Tra il pubblico ci sono anche rappresentanti delle sigle sindacali, ci sono tanti rappresentanti di associazioni, e credo che il dialogo che è stato instaurato in questo momento dimostri come ci sia una volontà comune di affrontare questo momento delicato, consapevoli che nonostante tutto le opportunità sono davvero tante e le vogliamo cogliere. Cogliere un'opportunità significa alzare l'asticella della qualità di vita dei nostri cittadini e dar risposte ai nostri cittadini e alle loro esigenze. Ecco, ANCI oggi è questo, vuole essere il catalizzatore di energie. Prima si parlava del relazionesimo, di condivisione, di energia. Ecco, noi vogliamo raccogliere le energie che arrivano da tutti i partner del territorio, da tutti i protagonisti amministrativi, imprenditoriali, sociali del nostro territorio,
e generare iniziative amministrative. Il sindaco oggi ha questo ruolo importante e lo cerchiamo di svolgere nel migliore dei modi. Adesso, se Maria Rosa ed Elisa venite qui, io avrei piacere che anche voi condivideste il vostro pensiero e la vostra visione su quello che è il periodo che stiamo affrontando. Un ultimo ringraziamento, lo ribadisco, ai dipendenti di ANCI Veneto tutti, perché sono stati anni complicati anche per loro, però il lavoro che hanno svolto è davvero straordinario e mi riempie di orgoglio rappresentare quest'ANCI con questi numeri. Porto anche il saluto del Presidente Antonio De Caro, dico anche che tutte le battaglie che stiamo affrontando, dal personale ai trasferimenti dello Stato, ai segretari comunali, sono battaglie condivise ovviamente politicamente con ANCI Nazionale, che ci supporta molto in quelle che sono le esigenze dei comuni. Ogni tanto emerge qualche differenza tra nord e sud, est e ovest, perché abbiamo delle caratteristiche territoriali effettivamente diverse, però l'obiettivo dei Veneti è quello di tutelare i Veneti. L'obiettivo del Presidente di ANCI Veneto è quello di tutelare i sindaci veneti e le comunità venete, che hanno delle caratteristiche, che hanno delle sensibilità, che hanno delle esigenze e che non devono essere in alcun modo trascurate, nonostante siamo un territorio virtuoso, nonostante siamo un territorio laborioso. Io credo che i nostri cittadini abbiano gli stessi diritti dei cittadini di altre regioni. Noi non vogliamo togliere a nessuno, ovviamente, ma vogliamo che anche le nostre comunità, i nostri sindaci, possano lavorare bene, possano godere dei servizi e delle opportunità che ogni periodo storico ci offre. Quindi l'obiettivo nostro di questo ufficio di presidenza è quello di lottare per questi sindaci e per le nostre comunità. Grazie davvero per essere qui. Un ringraziamento anche a tutti quei sindaci che, ahimè, ancora positivi sono a casa, però avrebbero voluto essere qui oggi. Mi sono arrivati davvero tanti messaggi, segno evidente che c'è ancora una coda della pandemia, però speriamo insomma che non si manifesti con casi troppo gravi. Io sono uscito la settimana scorsa, ho avuto un po' di tossetta, Assessore, quindi insomma dai, se ci limitiamo a qualche sintomo così lieve possiamo anche continuare a convivere. Prestiamo attenzione, affrontiamo con energia e entusiasmo questo periodo che sarà particolarmente duro. Dialoghiamo, lasciamo da parte le battaglie ideologiche, guardiamo soltanto le esigenze dei nostri cittadini, perché a loro dobbiamo dare risposte, e ricordo che indipendentemente dalla crisi di governo i problemi per i nostri cittadini continueranno ad andare avanti e non chiederanno aiuto a Draghi, chiederanno aiuto ad ogni singolo sindaco del territorio. Quindi aiutiamoci e cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi questo periodo. Grazie davvero di cuore a tutti per la vostra presenza. Innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, grazie al Presidente Conte che ha fatto veramente un'introduzione ma anche una panoramica davvero articolata e ha anche spiegato quanto importante, quanto lavoro è stato fatto in questo difficilissimo periodo, ma tutto è partito dal fatto che siamo davvero una squadra, abbiamo cercato il più possibile di fare squadra tra noi amministratori e con la Regione, ma anche ovviamente con ANCI Nazionale e collegamento con i ministri. Allora, nei nostri obiettivi, lo ha già detto il Presidente, ma come ufficio di presidenza ce l'avevamo tutti, che questa fosse una giornata di lavoro e una giornata proficua, non un momento, come già è stato detto, semplicemente di elencare i tanti problemi che stiamo vivendo, soprattutto nell'attuazione del PNRR, ma il nostro obiettivo, lo ha detto bene il Presidente, è trovare e indicare anche le soluzioni e quali sono le priorità per i comuni del Veneto. Diciamo che in tutti questi mesi, a partire dal 2021, noi abbiamo fatto fortemente squadra perché abbiamo pensato che queste risorse straordinarie, a seguito di una crisi imprevedibile, costituiscono una grande opportunità per i comuni e su questo davvero abbiamo, come ufficio di presidenza, cercato di spingere tutti i comuni, a prescindere dalle dimensioni, a partecipare a queste opportunità. E quindi mi sento di ringraziare i sindaci del Veneto per questo grande lavoro che hanno fatto proprio anche per partecipare alla fase di progettazione. Non è stato semplice.
hanno messo in campo tantissima energia personale, determinazione, passione e hanno coinvolto professionisti, esperti e ci siamo insieme spesso sentiti per trovare le professionalità giuste anche per partecipare ai bandi. E quindi io mi sento proprio di ringraziarli anche come persona che l'ha vissuto proprio in primissima linea, ecco, questo momento, che è stato particolarmente faticoso. Adesso c'è una fase importantissima. Sappiamo che ci sono delle tempistiche strettissime, lo diceva prima il Presidente Conte, e c'è la fase proprio della progettazione esecutiva, della fase della messa in gara e poi ovviamente devono partire i cantieri, insieme però è arrivata la guerra, sono aumentati i costi e quindi stiamo già verificando, a prescindere dalle dimensioni dei comuni. I comuni capoluogo sono partiti prima perché avevano anche partecipato a dei bandi prima che poi sono stati finanziati con i fondi PNRR, ma tutti stiamo vedendo queste difficoltà e quindi servono delle risposte pratiche e semplici. Io credo che noi come ANCI Veneto abbiamo delle soluzioni e speriamo di avere gli interlocutori nonostante questa fase difficilissima. Ieri un po' tutti ci eravamo sentiti come amministratori e di fronte a questo momento così particolare abbiamo pensato certamente ci sarà un grande senso di responsabilità anche a livello nazionale, a livello di Parlamento. Non può essere che non tengano conto di quanto sta succedendo sui territori, di quanto stanno lavorando gli amministratori, di quanto stanno coinvolgendo le comunità e di quanto veramente tengono insieme le comunità. E quindi pensavamo che la situazione prendesse una piega diversa. Abbiamo ancora la speranza, perché ci sono alcuni giorni che prenda una piega diversa, che ci sia la possibilità di non interrompere questo lavoro, perché stavamo aspettando, eravamo in una fase di un decreto importante, ma stavamo aspettando altre misure che possono ad aiutarci a risolvere dei problemi proprio concreti, come diceva il Presidente, sul personale. Abbiamo un sistema di rendicontazione, credo di rappresentare un po' i problemi di tutti gli amministratori, di tutte le nostre amministrazioni. Il sistema di rendicontazione che dobbiamo utilizzare, il sistema Regis, di cui abbiamo notizia da circa un mese, è un sistema assolutamente complesso. È un sistema che le nostre strutture, soprattutto quelle dei comuni medio-piccoli, non sono in grado di implementare con i dati, per cui bisogna trovare delle soluzioni pratiche per far sì che persone che sono in grado di farlo lo possano fare e tutto ciò sia legittimo e rendicontabile ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR. Poi si dimentica a volte un po' quella che per noi Veneto, terra turistica piena di grandi bellezze artistiche, volevo fare un appello anche per quanto riguarda il bando del Ministero della Cultura, che c'era il bando per i borghi rivolto ai piccoli comuni e il bando per i parchi e i giardini storici. Le scorse settimane a livello di ANCI nazionale il Presidente De Caro ha fatto un appello al Ministero della Cultura per far scorrere le graduatorie. Credo che lo stesso appello vada fatto anche per i parchi e i giardini storici. Sono oltre 20 anni che nei nostri territori non vediamo risorse del Ministero della Cultura. Ci sono degli splendidi giardini delle nostre ville venete in proprietà pubblica che hanno veramente bisogno di queste risorse. Diceva il Presidente Conte che è stata fatta una battaglia importante sui fondi della rigenerazione urbana per far scorrere le graduatorie. Credo che anche su questo settore perché abbiamo guardato le graduatorie. L'80% dei soggetti finanziati sono soggetti privati e poi ci sono moltissime ville di proprietà statale, quindi c'è bisogno anche per i comuni. Sono stati veramente una manciata i comuni finanziati. Quindi mi sento di rivolgere a questo uditorio dove abbiamo rappresentanti della Regione, ministri e poi avremo ulteriori ministri e poi la tavola rotonda. Anche su questo bando è importante che ci siano risorse aggiuntive. Ieri ho saputo che ci sono state messe risorse aggiuntive sulla missione 4 per gli spazi, per lo sport e le palestre. E poi c'è anche la rigenerazione urbana rivolta ai comuni di minori dimensioni, che è molto molto importante ed è un tema molto sentito sul quale hanno lavorato tanto i nostri amministratori.
Quindi veramente abbiamo la speranza di avere degli interlocutori e di avere delle risposte certe. Quello che però mi sento di ribadire e che lo ha detto bene il Presidente Conte, noi comunque non ci fermeremo. Non ci fermeremo, andremo avanti con questa modalità di fare squadra e di lavorare insieme, perché pensiamo che questa sia una grandissima opportunità per i nostri comuni, per cambiare il volto e per far crescere e insieme coinvolgere le comunità. All'inizio è stato detto, nella presentazione di questo grande evento che è il relazionesimo, è davvero strategico coinvolgere tutte le nostre comunità che sono fatte di associazioni di categoria, di terzo settore, ma anche di cittadini. Questo è quello che vogliamo fare. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno a tutti, un saluto al Ministro Stefani, un saluto agli assessori regionali, al Presidente Mario Conte, a tutti i rappresentanti di ANCI Veneto che sono presenti oggi, a tutti i rappresentanti delle associazioni, dei sindacati e a tutti voi amministratori che siete intervenuti e avete voluto condividere questo momento degli Stati Generali, per i quali mi permetto di fare un ringraziamento al nostro Presidente Mario Conte che li ha voluti, perché vuole essere un momento in cui fare un po' l'analisi, cercare di capire com'è la situazione, che cosa stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di ritrovarci e di fare il punto. Gli Stati Generali che in questo momento cadono in una situazione storica che è caratterizzata da accadimenti eccezionali, quindi siccità, quindi guerre, quindi epidemie, situazioni difficili. E se voi pensate, nella sua storia millenaria, l'uomo ha affrontato sempre momenti difficili e ogni volta ha cercato di superarli raccogliendo le energie, trovando le risorse, producendo gli sforzi migliori per riuscire a superare questi momenti di difficoltà. E la storia ci insegna una cosa, che il progresso trova le maggiori accelerazioni nei momenti di maggiore difficoltà degli uomini. Allora noi ci troviamo in una fase storica dove le risorse sono state trovate e sono quelle che possono essere espresse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questa grande quantità di denaro, che però deve essere impiegata nel verso giusto. L'abbiamo sentite le tante difficoltà che abbiamo. Ed ecco allora il senso degli Stati Generali di oggi. Facciamo un po' il punto, capiamo, facciamo sistema, cerchiamo di fare squadra, cerchiamo di fare relazione, perché questi soldi arrivano e ci permettono di progredire, perché è una grande quantità di denaro, che però richiede che vengano realizzate alcune condizioni, e queste sono le riforme. Allora noi abbiamo una riforma che è prevista dal 2009 e che merita il completamento, anzi è richiesto il completamento, ed è il federalismo fiscale. E si arriva al federalismo fiscale attraverso l'autonomia differenziata. Allora noi abbiamo un ministro, Gelmini, che sta facendo letteralmente una battaglia insieme al nostro presidente Zaia per riuscire ad arrivare ad una legge quadro che vada a definire quelle che sono le procedure e le modalità per arrivare all'autonomia. Cioè viene definito il quadro all'interno del quale lo Stato e le regioni poi si dovranno confrontare per arrivare ad una soluzione che andrà poi sottoposta al vaglio del Parlamento. Allora noi abbiamo un convincimento. Il nostro convincimento è che noi, a livello veneto, siamo in grado di gestire meglio dello Stato alcune funzioni. Noi siamo convinti che possiamo esercitare alcune funzioni in maniera più efficiente. Questo è il punto di partenza nostro. E abbiamo come riferimento un altro principio, che non è un principio eversivo, ma è un principio che è contenuto nella nostra Costituzione, ed è la sussidiarietà. Cioè che non faccia un livello istituzionale più alto quello che può fare un livello più basso. Cioè noi non siamo per il centralismo statale, noi siamo per l'autonomia, che deve essere declinata poi negli enti locali, attraverso gli enti locali. E allora mi rivolgo all'assessore Calzavara che è qui presente, perché adesso è in corso un dibattito, una riflessione su un'impalcatura istituzionale che riguarda gli enti locali. E sarà interessante perché noi abbiamo bisogno di enti che siano il più possibile efficienti, che siano performanti,
che siano al passo con i tempi. E per poter arrivare a questo, quindi arrivare ad un'autonomia che venga declinata poi sul territorio, perché noi siamo contrari alle forme di centralismo, dobbiamo fare un impegno, un lavoro collettivo e ragionare insieme su questo. E per avere degli enti efficienti e performanti dobbiamo avere anche delle figure tecniche che ci supportano. L'ha anticipato e l'ha ben espresso prima il nostro Presidente quando parla della carenza dei segretari comunali. Guardate, noi è da tanto tempo che al governo e al consiglio direttivo dell'albo dei segretari comunali e provinciali stiamo continuando a dire che i nostri sindaci non possono rimanere privi di questa figura, che non possono continuare ad esserci delle procedure per andare ad individuare i segretari che si prolungano per anni. Noi abbiamo bisogno adesso. Allora noi capiamo che è più remunerativo gestire a scavalco più comuni, ma capiamo anche che con questo sistema alcuni comuni rimangono privi di segretario. E allora noi abbiamo un interesse pubblico, che è quello di garantire l'efficienza della pubblica amministrazione, che è quello di dare un supporto a tutti i nostri amministratori. Ecco perché noi continuiamo e continueremo a chiedere di avere la disponibilità di figure che siano accanto ai nostri amministratori, perché guardate, dal 2010 ad oggi sono già 700 i segretari che sono venuti meno e altri andranno in pensione. Sì, quest'anno ce ne saranno qualche centinaio, ma non basteranno. E allora qualche proposta è stata fatta anche di ricorrere a delle altre figure che abbiano delle competenze, delle qualifiche, fin tanto che non si arriva a designare i nuovi segretari, ma la soluzione deve essere presa e da questo punto di vista noi continueremo a prendere posizione. E allora oggi, e chiudo in questo saluto, noi vogliamo in questo momento cercare di raccogliere quelle che sono appunto le nostre energie, capire dove vogliamo andare, partire dalle nostre fragilità per cercare di tramutarle in punti di forza, e lo possiamo fare perché abbiamo delle sfide davanti, delle sfide che noi dobbiamo vincere per il bene dei nostri cittadini, dei nostri comuni e del Veneto. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie al Sindaco Conte, al Sindaco Pavanello, a Elisa Venturini. Prego. Bene, ora do la parola a Roberto Bazzarello, che è il coordinatore regionale di ANCI Giovani Veneto ed è consigliere comunale a Tribano e che rappresenta, diciamo così, su questo palco la nuova generazione di amministratori. Insomma, non è vero che i giovani si disinteressano della politica e non vogliono occuparsi della cosa pubblica. Prego Bazzarello. Grazie a tutti, un saluto ai numerosi amministratori presenti e soprattutto un ringraziamento al Presidente Mario Conte che ha deciso di dedicarci uno spazio importantissimo all'interno di questa assemblea. È la prima volta che ci presentiamo a voi perché è anche il primo momento che facciamo in presenza da quando siamo stati eletti. ANCI Giovani Veneto è praticamente la consulta di ANCI Veneto che raccoglie tutti i giovani amministratori under 35, quindi al nostro interno abbiamo sindaci, assessori e consiglieri comunali. Guardando ai numeri cercherò di essere abbastanza veloce. In Italia abbiamo circa 20.000 giovani amministratori, di cui 1.500 in Veneto, tra cui 25 sindaci, 42 vice sindaci, 237 assessori e ben quasi 1.200 tra consiglieri comunali e presidenti del Consiglio. Se guardiamo i numeri, purtroppo qualche anno fa i giovani amministratori a livello nazionale erano oltre 30.000 e siamo scesi a 20.000. Significa che stiamo continuando a perdere numeri sui giovani amministratori. Ci sono sempre meno giovani che partecipano alla politica e che si candidano alla guida delle amministrazioni locali. E abbiamo fatto questo un obiettivo del coordinamento veneto, ma soprattutto di quello nazionale. E quindi stiamo cercando di impostare la nostra linea per accrescere la partecipazione innanzitutto alla vita politica del Paese, ma soprattutto all'interno delle nostre amministrazioni comunali. Il coordinamento di ANCI Giovani per la prima volta è stato eletto dai giovani amministratori del Veneto nel dicembre del 2019 ed è composto da 16 componenti. Abbiamo 2 rappresentanti per ogni provincia
della nostra regione. Siamo la prima ANCI Giovani regionale per il numero di donne, abbiamo il 50% di donne, non abbiamo voluto dare delle quote rosa, ma abbiamo voluto dare una rappresentanza di meritocrazia a tutte le sindache e le giovani amministratrici che sono presenti. Tra le attività del nostro coordinamento, quando ci siamo insediati, abbiamo chiesto a tutti voi di darci i dati dei giovani amministratori. Questo perché, come dicevamo all'inizio, la rete delle relazioni è la cosa più importante ed è anche il successo dell'attività che abbiamo svolto fino ad oggi. Abbiamo mappato i giovani amministratori che sono stati eletti nei comuni, abbiamo inviato loro delle newsletter, ma soprattutto durante la pandemia abbiamo gestito la situazione dell'emergenza Covid inviando loro in tempo reale quelli che erano i documenti, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, se non le ordinanze regionali, se non quelle del Ministero della Salute. E questo è stato un grande lavoro perché abbiamo permesso di dare a ovviamente i giovani amministratori, ma anche agli amministratori dei documenti reali in tempo reale che potessero addirittura pubblicare nei propri canali social ed informare i cittadini. Oltre a questo abbiamo raccolto durante la pandemia, nelle tante ore di coordinamenti che abbiamo fatto anche in videoconferenza, le istanze dei giovani veneti e soprattutto attraverso i giovani amministratori, elaborando un pacchetto di proposte che poi abbiamo presentato al governo per mezzo del ministro Dadone. La maggior parte di queste proposte, quindi fatte dal Veneto, sono state poi portate avanti dal governo e quindi accolte e realizzate. Abbiamo sostenuto il progetto di legge della Regione del Veneto, legge 18 del 2020 sui consigli comunali dei ragazzi. Siamo al lavoro per elaborare un documento condiviso da applicare nei comuni del Veneto. Abbiamo poi patrocinato eventi di formazione e di orientamento universitario come a Choice for Life del dottor De Angeli. Abbiamo lavorato insieme con l'Università di Padova per altre iniziative e soprattutto abbiamo dato tantissimo spazio alla formazione, perché riteniamo che oggi amministrare un comune significhi comunque essere preparati per saper dare le giuste e le corrette risposte ai cittadini e alle proprie comunità. Abbiamo realizzato formazione comune, che è stato un percorso gratuito in videoconferenza, aperto a tutti, dove abbiamo spiegato il funzionamento del comune. Questo progetto ha registrato numeri da record, abbiamo avuto oltre 500 iscritti alla prima lezione e per questo devo ringraziare Mario Conte e il Presidente Zaia che hanno deciso di sostenere questa bellissima iniziativa. I prossimi impegni saranno quelli di presentare ANCI Giovani all'interno del territorio. Organizzeremo un evento per ogni provincia dove incontreremo finalmente i giovani amministratori e cercheremo di condividere con loro nuovi progetti di formazione, aggiungendo quest'anno lezioni di simulazione in presenza e dando loro strumenti e informazioni ai giovani amministratori. L'attività del nostro coordinamento è la prima in Italia come ANCI Giovani regionale e per questo è stata premiata dal coordinamento nazionale, permettendoci di ospitare la prossima Assemblea Nazionale ANCI Giovani nella bellissima Treviso. In questo modo avremo l'opportunità di raccogliere gli oltre 500 giovani amministratori provenienti da tutta Italia e discutere su 4 panel: l'inclusione, il lavoro, la sostenibilità e la politica. Avremo sicuramente modo di incontrarci con i ministri, con i responsabili della regione, con tutti voi e soprattutto puntare ad aumentare e a studiare quelle che possono essere le misure per aumentare la partecipazione dei giovani alla vita politica del paese e quindi alle amministrazioni locali. Il titolo della nostra assemblea, in modo molto provocatorio, sarà "Noi siamo il presente". Molto spesso ci sentiamo dire che i giovani sono il futuro, che saranno la classe dirigente del futuro. Noi in realtà abbiamo dimostrato con i numeri che siamo presenti all'interno delle nostre comunità e continueremo a dare il nostro supporto in ogni momento anche per i nostri concittadini. Io ringrazio tutti, vi auguro una buona giornata e soprattutto uso gli ultimi minuti per ringraziare Mario Conte, i vicepresidenti e soprattutto ANCI Veneto e tutta la struttura, oltre che il mio coordinamento regionale, che è una bellissima squadra della quale sono orgoglioso, perché il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi e i frutti che abbiamo ottenuto sono sicuramente merito delle relazioni che abbiamo intrapreso. Grazie a tutti. Bene, grazie a Vazzarello.
Io adesso cedo la parola agli assessori regionali, a Francesco Calzavara, assessore al bilancio. Io li inviterei qui sul palco entrambi, magari sulle poltroncine, così riempiamo questo vuoto che... Sì. Quindi l'assessore al bilancio degli enti locali Francesco Calzavara e l'assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin. Collegato dovrebbe esserci anche l'assessore Cristiano Corazzari, cultura, polizia locale, territorio, urbanistica. Non lo vedo, quando comparirà lo vedremo Sì. insieme a voi. Allora, mi siedo qui vicino a voi. Sì, abbiamo il distanziamento, no? L'assessore è la persona più ferrata su questo, quindi se lo dice lei, che siamo a posto con le regole. Allora passerei la parola intanto all'assessore Calzavara per raccontarci un po' le iniziative che sono state messe in campo finora dalla Regione per aiutare i sindaci in questo compito che abbiamo sentito dagli interventi precedenti essere molto difficile. Tra l'altro è sindaco anche lei, quindi conosce bene quello di cui stiamo parlando. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Devo dire che dopo l'ultimo intervento c'è speranza, insomma, no? Per chi è stato amministratore giovane amministratore nel 1993, vedere che ancora ci sono dei giovani che hanno voglia di impegnarsi nell'amministrare la cosa pubblica, dedicando tempo, sacrificando il loro tempo ad altre passioni per cercare di dare delle risposte ai loro cittadini, dà speranza. E questo credo che sia poi la forza di una regione come quella del Veneto, che nonostante le difficoltà che stiamo vivendo e anche l'attualità che viviamo in queste ore, ha la capacità comunque di andare avanti. Ecco, quello che sono qui oggi a testimoniare è questa voglia, capacità, energia che una regione nonostante tutto ha nel continuare dei rapporti di collaborazione con i propri cittadini, con le proprie amministrazioni, affinché i tempi straordinari che stiamo vivendo possano essere vissuti nel modo più pieno, cogliendo tutte le opportunità, cercando naturalmente di dare quelle risposte che in un momento difficile come questo i cittadini ci chiedono. Quindi innanzitutto è l'occasione per ringraziare il Presidente Mario Conte per l'invito, a tutta ANCI Veneto, a tutti i sindaci che sono qui oggi, per quel percorso di condivisione di alcuni obiettivi che io sto vivendo in questi 2 anni. Oggi vi parlerò di 2 deleghe che sto seguendo, in particolar modo quella dell'innovazione digitale e quella degli enti locali. Per quanto riguarda l'innovazione digitale, partirei da quello che forse tutto sommato è l'esempio più calzante di quella che è la collaborazione tra la Regione del Veneto ed ANCI Veneto. Il fatto di essere riusciti a intercettare nel giro di qualche ora dei fondi che stavano per scadere nel dicembre del 2021, dei fondi per l'innovazione, 3,5 milioni di euro, che grazie alla stretta collaborazione e a un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e ANCI ha fatto sì che questi 3,5 milioni di euro fossero assegnati alla Regione del Veneto, ma soprattutto fossero assegnati ai comuni. La straordinarietà di questo atto, di questo protocollo, è che abbiamo dato risorse a 544 comuni su 563. Quindi questa rete che Regione del Veneto ed ANCI ha messo in campo è una rete che riesce effettivamente a far sì che le risorse che vengono assegnate al Veneto vengano, come oggi si usa dire, fatte atterrare nei territori e utilizzate per il meglio. E questo è un modello che dobbiamo esportare poi per i momenti come quelli che stiamo vivendo legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché la prima percezione che abbiamo avuto nei rapporti, in particolar modo nel settore dell'innovazione digitale, era una forte centralità da parte del Ministro Colao nell'utilizzo di queste risorse, non considerando le regioni come uno strumento invece di reale capacità di creare quella rete che pensiamo possa essere uno degli obiettivi delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi crediamo che i soldi del piano non possano servire per cambiare i computer. Se l'obiettivo è che ogni comune attraverso un click riesce a cambiare qualche computer, avrà forse una capacità di calcolo un po' più veloce rispetto a prima, ma non abbiamo risolto i veri problemi di relazioni tra le amministrazioni comunali. E quindi l'obiettivo che la Regione si è data, e stiamo cercando costantemente di farlo comprendere a Roma, è quella di far sì che ci sia una Regione capace di creare piattaforme abilitanti,
degli strumenti di dialogo, la capacità di creare dei percorsi di conoscenza di buone pratiche all'interno della regione che ci possano permettere di utilizzare al meglio queste risorse. Sembra che qualcosa stia cambiando, c'è un primo stanziamento di 10 milioni di euro per i punti di facilitazione che arrivano anche in questo caso da una grandissima esperienza che abbiamo fatto di un progetto che è stato riconosciuto a livello nazionale con un premio nazionale proprio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è quello degli Innovation Lab. Gli Innovation Lab sono questa esperienza sul territorio, 14 Innovation Lab, 150 palestre digitali gemmate all'interno del nostro territorio regionale, che stanno iniziando anche in questo caso a creare quelle condizioni di facilitazione per i cittadini di una acculturazione digitale che è uno dei problemi che abbiamo. Ne abbiamo uno di carattere infrastrutturale, siamo ancora in ritardo con la banda ultralarga e con la connettività. L'altro è quello di far crescere una competenza digitale che non può essere legata soltanto a imprese e a chi si rapporta con la pubblica amministrazione, ma cercare di creare una facilitazione a tutti i cittadini, soprattutto non ai millennials, ma chi oggi usa magari lo smartphone per WhatsApp e per qualcos'altro, ma che potrebbe trovare all'interno di questi strumenti che ormai sono di uso quotidiano tutte quelle facilitazioni nel rapporto con la pubblica amministrazione. Ed è per questo che su questa idea ci stiamo lavorando anche con qualcosa che vedremo nel corso delle prossime settimane che dovrebbe semplificare un po' l'attività dei cittadini. Questo percorso dell'Innovation Lab ci ha permesso, come dicevo, anche di creare quella rete con le amministrazioni comunali e che deve essere di supporto in questa fase di attuazione del PNR. Ci piacerebbe, e lo stiamo creando, una sorta di assistenza alla pubblica amministrazione affinché ci sia la possibilità e l'aiuto da parte della Regione di poter concorrere alle amministrazioni comunali a tutte le opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dà all'interno dei fondi dell'innovazione. E questo sta dando dei risultati importanti, circa il 95% dei comuni del Veneto ha avuto modo di accedere alla possibilità di attingere i fondi del PNR. E queste sono quelle assistenze che ci piacerebbe continuare a dare e che ha visto poi all'interno della progettazione che la Regione del Veneto si è data nella visione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la creazione di 16 schede per complessivi 7 miliardi e 8, anche una scheda specifica per quanto riguarda la Casa Digitale dei Veneti. All'interno della Casa Digitale dei Veneti ci sono molte cose, c'è ad esempio quell'esperienza che è stata iniziata dal punto di vista sperimentale insieme con ANCI, insieme con l'Albo dei Geometri del Veneto, del fascicolo edilizio digitale. Questa è un'altra buona pratica che ci piacerebbe fosse compresa dal Ministero e naturalmente per poter estendere a tutti i 540 comuni la possibilità di digitalizzare tutte le pratiche edilizie, e stiamo parlando di non una pura scannerizzazione ma una capacità interattiva poi nell'aver digitalizzato questo aspetto, credo che sia un buon servizio che dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le amministrazioni comunali. Per far questo c'è bisogno naturalmente di risorse, alcune risorse sono di carattere regionale, non tantissime, speriamo di poter intercettare sempre di più quelle nazionali. E parallelamente a questo percorso che abbiamo fatto di visita dell'Innovation Lab in tutto il Veneto, abbiamo costruito l'agenda digitale l'agenda digitale del Veneto 2025. Anche in questo caso con la capacità tipica dei veneti, devo dire, di avere pragmatismo nel cercare di dare risposte del quotidiano, ma cercare di avere anche una visione a qualche anno. E quindi all'interno di questa agenda digitale, che poi in parte è stata trasferita all'interno di una delle schede del PNR, inserire anche traguardi ambiziosi per il Veneto. E quindi se da una parte abbiamo quello che magari serve nel quotidiano e quindi la digitalizzazione di alcune pratiche che sicuramente semplificherebbero la vita dei vostri uffici tecnici, la capacità di traguardare anche degli obiettivi di grande spessore, quindi stiamo parlando di space economy, stiamo parlando di supercomputing, stiamo
parlando di cybersicurezza col calcolo computazionale, quindi un Veneto che ha la capacità di guardare avanti e di essere estremamente non solo contemporaneo, ma così, con una visione di quelli che saranno i nuovi trend nel digitale. Accanto a questo percorso dell'agenda digitale, che quindi ci ha visto anche in questo caso cercare di interagire con i territori per cercare di comprendere quali possono essere le necessità, parallelamente a questo percorso è iniziato un tour di 21 tappe in giro per il Veneto per ascoltare dagli amministratori locali, e alla fine ne abbiamo incontrati più di 250, quello che ritengono possa essere il nuovo piano di riordino territoriale, quello che faceva riferimento la collega Venturini. Un piano che stiamo stilando sulla base di quello che è emerso nel corso di questi 21 incontri, quindi una sensibilità bottom up, cioè non qualcosa calato dall'alto, ma l'idea di ascoltare i territori, di comprendere le difficoltà che le amministrazioni comunali hanno nel rapportarsi con la regione, con gli enti intermedi, il ruolo delle province, le IPA, le unioni, le fusioni, tutti temi che sono all'ordine del giorno e che naturalmente devono avere poi una visione, una prospettiva in quello che noi ci auguriamo, insomma, e quindi di un Veneto che sia maggiormente autonomo, che abbia quelle risorse che si merita, perché siamo sicuri che attraverso la tipica buona gestione del padre di famiglia che è di Veneti, quelle risorse che potrebbero essere messe a disposizione sarebbero spese sicuramente in maniera migliore e potrebbero dare dei risultati sovraperformanti, così come facciamo nella sanità, visto che la sanità del Veneto è costantemente riconosciuta come la migliore sanità d'Italia. Un percorso che adesso inizia in Consiglio regionale e che cercheremo poi di costruire e di condividere con tutti gli amministratori, e che vuole dare l'idea di una nuova architettura istituzionale della regione, dove ad esempio una riflessione forte sul ruolo delle province lo dovremo fare. Il fallimento della legge del Rio ha creato a cascata un impoverimento anche di carattere professionale, con la difficoltà di trovare delle competenze che siano in grado di esercitare e governare processi complessi. Quindi una sfida che vedremo nel corso dei mesi di vivere assieme, nella quale naturalmente le amministrazioni comunali dovranno essere compartecipi nella costruzione di questa nuova architettura. Chiudo. Queste sono le due deleghe sulle quali devo dire anche un po' mi diverto, insomma, nel senso che sono anche affascinanti da questo punto di vista. Ce n'è una che mi diverte un po' meno, che è quella di assessore al bilancio, e che naturalmente, però nel caso specifico credo che sia anche l'occasione per insomma, ricordare che qualche giorno fa la Regione del Veneto ha parificato il proprio rendiconto del bilancio 2021, prima regione in Italia. Questo ci permetterà nel corso delle prossime settimane di approvare in Consiglio regionale il rendiconto e contestualmente l'assestamento di bilancio. L'assestamento di bilancio vuol dire un'altra trentina di milioni di euro ripartiti all'interno dei vari assessorati, che permetteranno poi bandi e che permetteranno di far arrivare delle risorse anche nei vostri territori, cercando di utilizzare al meglio e con estrema efficienza le risorse che la Regione del Veneto mette a disposizione. Grazie. Una domanda, avete già un'idea di dove li mettete i 30 milioni? L'assestamento, la destinazione dell'assestamento, c'è già un'idea? Mi pare non nel comune di Treviso. No, l'assestamento è fatto così, cioè, ci sono queste risorse che arrivano da una serie di entrate e poi vengono contestualmente impegnate, in particolar modo nell'assessorato della collega Lanzarini, e quest'anno molto anche in infrastrutture, quasi metà in infrastrutture. Bene, buono a sapersi. Grazie Assessore. Adesso volevo solo rendervi edotti, perché avete visto qui tutto un via vai sul palco e quindi giustamente magari vi rendo partecipi. Ci sono un po' di cambiamenti del programma legati ovviamente alla crisi di governo che ha costretto alcuni dei ministri, il ministro Gelmini non potrà esserci, la ministra Bonetti ha dato una disponibilità per un orario preciso perché poi ha delle riunioni politiche. Ovviamente quello che è successo ieri complica tutto. Stiamo aspettando il presidente Zaia che arriverà qui, e quindi quando arriverà qui avremo anche l'opportunità di fargli qualche domanda.
domanda. Nel frattempo io proseguirei con l'assessore al sociale Lanzarin, che ha tanti temi che si intersecano con voi, con l'attività dei comuni, visto che il sociale è uno dei core business delle amministrazioni comunali. C'è tutto questo tema del PNRR, delle risorse, degli ATS. Ci racconti un po' quello che state organizzando in sinergia tra regione e comune. Grazie. Sì, intanto anche da parte mia permettetemi di ringraziare ANCI Veneto, il Presidente, tutti gli amministratori che sono qui presenti, perché il confronto con loro anche su vari tavoli è un confronto molto serrato e molto continuo, perché poi siamo sempre la stessa famiglia ANCI Veneto, che poi viene rappresentato all'interno degli ATS, di cui parleremo, dei 21 ATS, piuttosto che nelle conferenze o nei comitati dei sindaci, e quindi insomma il legame, ma soprattutto il rapporto, insomma, che ci vede reciprocamente, anche quotidianamente, vorrei dire, insomma, al confronto, è un rapporto molto stretto, e vi ringrazio per questa collaborazione, nello specifico con ANCI, che, come voi sapete anche da quello che avete messo come sottotitolo, è partner nostro in tanti progetti, quindi con una collaborazione attiva, penso al servizio civile, giovani, piuttosto che allo sportello famiglia o altre progettualità in cui c'è proprio una collaborazione anche organizzativa molto serrata. È chiaro che oggi, noi lo sappiamo, insomma, quando parliamo, per quanto mi riguarda, quindi referato sanità e politiche sociali, il sociale è una materia completamente delegata alle amministrazioni locali, che chiaramente poggia su una programmazione, con una programmazione regionale, una programmazione pianificata, che poi a cascata, insomma, discende all'interno degli enti locali, e quindi i rapporti e le modalità sono modalità che poi trovano concretezza, insomma, negli strumenti che noi conosciamo molto bene, i piani di zona, che ogni singola conferenza dei sindaci struttura, che purtroppo, ahimè, lo sappiamo, insomma, hanno avuto tutta una serie di rallentamenti causa Covid, causa pandemia, quindi i 2 anni, insomma, sono stati 2 anni che hanno un po' bloccato la normale attività di programmazione, anche alla luce, insomma, di quelle che erano le riforme messe in atto, e che stanno riprendendo anche con una vivacità, e questa credo che sia anche la grande novità, una vivacità normativa e programmatoria molto forte, perché oggi viviamo una stagione in cui, come è stato detto, insomma, ci sono delle grandissime opportunità e delle grandissime sfide a livello sicuramente di risorse economiche che stanno arrivando nei nostri territori, che però sono accompagnate, voi lo sapete, anche da una forte normativa nuova, da una forte legislazione che sta venendo avanti e accompagna un po' le cosiddette riforme legate al PNRR, che sono quindi riforme che comunque devono rivedere anche l'architettura, insomma, come diceva il collega Calzavara, per quanto riguarda gli enti locali o gli approcci che noi abbiamo con gli enti locali. Oggi noi stiamo lavorando su 3 fronti, quindi cito i 3 fronti che coinvolgono principalmente i sindaci e ANCI. Allora, sicuramente il nuovo piano triennale famiglia andrà in Consiglio regionale martedì prossimo, che quindi rappresenta la programmazione a cascata dalla legge regionale che è stata approvata 2 anni, nel 2020, per quanto riguarda legge 4, le politiche per la famiglia, quindi che va sia dalla tutela e dal sostegno ai minori, alla genitorialità, alle famiglie più in difficoltà, quindi ai nuclei più problematici, a quelle che sono poi tutte le altre situazioni, insomma, che noi dobbiamo affrontare. Quindi andrà con una programmazione, che è la programmazione triennale, che a cascata poi sarà annuale, che darà quindi una continuità anche rispetto alle progettualità, i fondi, gli interventi che noi vogliamo mettere in atto, e in cui ANCI, insomma, siede nella cabina di regia e quindi ha con noi concordato anche un po' quelle che sono poi gli interventi che noi andremo a strutturare, dagli interventi legati alla prima infanzia, ai servizi educativi, 0-6, asili nidi, scuole materne, piuttosto che a tutti gli altri interventi. L'altro piano, l'altro strumento, insomma, molto importante, che è stato approvato poco tempo fa e che ha anche questa una ricaduta importante negli enti locali, è il piano di contrasto alla povertà, quindi il nuovo piano di contrasto 2021-2023, che per quanto riguarda gli enti locali, voi sapete, sempre appoggiato agli ATS, quindi agli ambiti territoriali sociali, ha un'incidenza soprattutto per quanto riguarda i servizi di segretariato sociale, piuttosto che le politiche attive di lavoro, e quindi piuttosto che le politiche attive quando parliamo di povertà estrema. E anche in questo c'è sicuramente un pregresso col piano precedente, da cui poi sono partiti, ce lo ricordiamo, anche i famosi ambiti territoriali sociali, i famosi 21 ambiti oggi individuati in Regione Veneto,
che oggi diventano un po' il fulcro principale, ma soprattutto diventano il punto centrale su cui noi stiamo lavorando e dobbiamo lavorare. Accanto a questo, e non da poco, insomma, voi sapete, c'è tutta la programmazione del PNRR, missione 5, che vi ha visti protagonisti, soggetti attuatori, perché questa è l'architettura decisa a livello nazionale. Abbiamo lavorato, io credo, in modo molto serrato, abbiamo cercato come Regione Veneto, come Direzione Servizi Sociali, di accompagnarvi in un lavoro difficilissimo, perché come si diceva prima, le tempistiche legate a tutta la programmazione della missione 5 sono state tempistiche velocissime, non sicure, che sono cambiate e continuano a cambiare in maniera molto radicale. Siamo in attesa della convenzione che voi dovrete firmare appunto con il Ministero, ma non abbiamo ancora oggi contezza di quando arriverà la convenzione, che però portano una serie di risorse, perché ricordiamolo che in Veneto portano circa 108 milioni per quanto riguarda questa missione, ed è una missione che va da quelle che sono gli interventi per i minori, quindi gli interventi a supporto della genitorialità, a evitare l'istituzionalizzazione, agli interventi per gli anziani con le proposte legate a l'abitare cosiddetto leggero, quindi permettere agli anziani di avere più autonomia, rimanere all'interno delle proprie abitazioni o comunque in modalità leggere e non quelle legate a residenze invece come quelle che conosciamo, che sono i nostri centri servizi per anziani, agli interventi legati alla disabilità e quindi l'autonomia per quanto riguarda le persone con disabilità, un po' legata anche, se vogliamo, al dopo di noi, progettualità che va a braccetto con quella che è la riforma, voi sapete, che è stata portata avanti dal ministro Stefani, che credo ne parlerà dopo, per quanto riguarda la disabilità, i progetti individuali e personalizzati, che sono oggi in attesa, insomma, in costruzione di quelli che saranno poi i progetti i decreti attuativi che poggeranno anche proprio per costruire in maniera appropriata il cosiddetto progetto personalizzato per quanto riguarda la persona con disabilità, e poi ad altri interventi legati alla povertà estrema. Gli enti comunali e quindi gli ATS, perché poi ricordiamolo che su questo insomma i soggetti principi sono gli ATS, hanno partecipato, io ringrazio, insomma, in un momento difficile sono riusciti con tempi strettissimi a presentare tutta una serie di progettualità. È chiaro che inizia adesso la fase successiva su cui c'è l'accompagnamento della direzione di Regione Veneto, che è quella di riuscire a centrare i progetti nelle tempistiche previste, e non è cosa da poco, perché sappiamo che le tempistiche sono tempistiche molto riavvicinate. Ma questo apre anche uno scenario e una discussione che è in itinere in Regione per quanto riguarda la costruzione e la strutturazione degli ATS, gli ambiti territoriali sociali. Perché abbiamo capito che il livello nazionale individua negli ambiti territoriali sociali come il punto di caduta per quanto riguarda la gestione, l'attuazione, la programmazione delle politiche sociali. Perché noi sappiamo che il piano povertà è indirizzato agli ATS, sappiamo che il piano sociale nazionale è indirizzato agli ATS, la missione 5 del PNR è indirizzata agli ATS. Allora, noi siamo partiti con gli ATS nel 2020, con il primo 2018-19, con il primo piano povertà 2018-2020, in cui abbiamo individuato in Regione Veneto, proprio per cercare di contenere la strutturazione che già c'era, i 21 ambiti che erano i 21 ambiti che arrivavano dalle precedenti conferenze dei sindaci prima della riforma 19 del 2016, che è quella che ha ridotto le USL a 9 e ha creato azienda zero. Noi arrivavamo da 21 aziende sanitarie in quel momento, con 21 conferenze dei sindaci. Poi con quella riforma siamo arrivate a 9 aziende sanitarie, con quindi 9 conferenze dei sindaci. Abbiamo ritenuto che la dimensione delle 21 ex conferenze dei sindaci fosse la dimensione ottimale, e quindi siamo partiti con quella indicazione, quella prospettiva, e abbiamo costruito le varie progettualità che c'erano. È chiaro che oggi che gli ambiti territoriali sociali diventeranno sempre più centrali e importanti,
hanno bisogno anche di un passaggio normativo, da qui la costruzione di una riforma e di una legge regionale, insomma, che dia entità giuridica, che è quello che poi gli enti locali ci chiedono, che strutturi anche in maniera definitiva come saranno composti gli ambiti territoriali sociali, quindi l'architettura, vogliamo, e l'organizzazione, il piano, l'ufficio d'ambito, il direttore, piuttosto insomma di quelle che saranno le figure che dovranno far parte appunto degli ambiti territoriali sociali, e poi anche in un percorso di funzioni associate, di funzioni delegate, perché il Veneto non arriva vuoto di tutto e quindi non arriva a questa nuova indicazione scevro da qualsiasi diciamo così esperienza maturata, ma arriva da una forte tradizione che noi sappiamo che è la tradizione sociosanitaria, in cui vede una componente forte del sociale, del sociosanitario incardinato all'interno delle aziende sanitarie. La famosa WS nelle nostre aziende vuole proprio significare questo, in cui ci sono tutta una serie di questioni delegate, facoltative e obbligatorie. È chiaro che noi dovremmo ridisegnare questa architettura, dovremmo con voi capire bene chi fa cosa, diventa essenziale per non creare i doppioni e creare anche questo collegamento molto forte tra la parte prettamente sanitaria, sociosanitaria, che rimarrà ancora in capo alle aziende sanitarie, e la parte sociale invece che andrà in capo agli ATS, quindi agli ambiti territoriali sociali. Sappiamo che il problema principale, ed è stato detto anche da chi mi ha preceduto, quindi dagli amministratori, è quello legato al personale, quindi a creare poi una strutturazione degli ambiti che abbiano del personale dedicato, formato, del personale anche che abbia una terzietà oggi rispetto a quello che può essere oggi il soggetto attuatore che è in capo al comune, che in quel momento è soggetto attuatore e capofila d'ambito, con il personale all'interno di quell'amministrazione comunale, e quindi è anche un processo, un percorso che dobbiamo costruire e che avrà bisogno anche di una transizione su cui insomma stiamo lavorando, proprio cercando di mettere insieme tutti questi pezzi. È chiaro che, e vado a chiudere, che tutto questo è legato a le riforme che si stanno avvicinando, le riforme che stiamo anche aspettando, e penso sicuramente, ho citato la riforma della disabilità e quindi la legge quadro per quanto riguarda la disabilità, ma siamo in attesa, dovrebbe anche uscire sempre legata al PNRR, della riforma per quanto riguarda la non autosufficienza, che appoggerà anche questa negli ATS, quindi avrà una dimensione ma anche un valore insomma che si dovrà accompagnare a tutto questo. È chiaro che è un lavoro, insomma, diciamo oggi molto intenso, molto serrato, ma che io credo debba tener conto soprattutto delle caratteristiche della Regione Veneto, ripeto, e del sistema sociosanitario di integrazione che noi abbiamo da molto tempo e che abbiamo costruito anche con difficoltà e che oggi dobbiamo rilanciare. Se posso faccio anche una piccola parentesi sul settore sanitario, ma proprio veloce, ma più che sanitario, sul settore sociosanitario territoriale, perché anche qui voi sapete, insomma, siamo di fronte a una novità legata anche in questo caso al PNRR, che è quella del DM77, che è stato da poco anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ci dà i 6 mesi di tempo per quanto riguarda la costruzione dei decreti attuativi, che è quello distrettuale, che ridisegna i distretti, che ridisegna la parte territoriale, la cosiddetta medicina territoriale di prossimità, che è molto chiaramente cara, vicina, ma anche ha diciamo un pathos molto forte con i sindaci, legate a quelle che sono poi oggi problemi legati alle carenze di medici di medicina generale, quindi i medici di base, la costruzione delle future case della comunità, delle medicine di gruppo integrate, della domiciliarità, insomma, che è contenuta un po' in tutto questo nuovo decreto, il DM77, che va a ridisegnare anche proprio quel forte collegamento che ci deve essere tra la parte ospedaliera e la parte territoriale. Va bene, grazie Assessore, però non se ne può andare senza una domanda sul Covid, perché ovviamente i sindaci sono autorità di salute pubblica e leggiamo di quinte ondate, torna l'allarme, adesso sta ripartendo la campagna di vaccinazione, quindi le chiedo che cosa ci attende in questo prosieguo d'estate e poi con l'autunno e l'inverno.
Purtroppo la sfera di cristallo non ce l'ho e tutti coloro che hanno provato a dire qualcosa poi sono stati puntualmente smentiti, quindi è difficile capire cosa succederà quest'autunno e questo inverno. Oggi c'è sicuramente questa ondata estiva anomala rispetto al passato, perché non avevamo mai avuto un'ondata estiva, insomma, con temperature più elevate di queste dimensioni, numeri importanti. Noi viaggiamo sui 10.000 casi al giorno di positivi, fortunatamente con occupazione ospedaliera, insomma, oggi ancora molto contenuta, quasi nulla, insomma, pochi numeri per quanto riguarda le terapie intensive, qualche numero di più per quanto riguarda l'area non critica, legata sicuramente a questa variante Omicron 5 che, insomma, abbiamo capito è molto diffusiva. La quarta dose chiaramente adesso resa disponibile, facoltativa anche agli over 60, abbiamo ripreso in maniera anche molto veloce le prenotazioni, insomma, con sicuramente numeri, insomma, che fanno capire anche che le persone più fragili oggi vogliono, giustamente preferiscono proteggersi, perché abbiamo capito che poi le conseguenze si possono avere per le persone più fragili. Su invece quello che succederà a settembre-ottobre è difficile dirlo. Quello che noi sappiamo è che si sta lavorando a un vaccino aggiornato con le varianti Omicron, quindi arriverà un vaccino diverso da questo, ma aggiornato con soprattutto varianti Omicron 1, Omicron 2, ma che riuscirà a rispondere anche all'Omicron 5, quindi a quella che stiamo oggi vedendo nei nostri territori, e quindi probabilmente partirà una nuova campagna di vaccinazione accanto all'antinfluenzale che comunque è già programmato per i mesi di ottobre e novembre. Con questo nuovo vaccino capiremo poi le modalità, facoltativo, insomma, consigliato a chi. Per quanto riguarda invece tutte le altre problematiche di cui si ne sta discutendo, e quindi riduzione della quarantena, modalità diversa di approccio che noi auspichiamo, e per noi sarà una modalità diversa di approccio, noi stiamo già lavorando a un nuovo piano autunnale invernale che deve avere un approccio completamente diverso rispetto a quello di pensare a ospedali completamente dedicati, perché oggi, insomma, abbiamo anche la situazione che metà delle persone che sono oggi ricoverate positive nei nostri ospedali entrano nell'ospedale per un accesso a pronto soccorso perché hanno un intervento da fare, e siccome facciamo il tampone in entrata risultano positivi in quel momento che entrano, quindi non entrano perché hanno contratto il Covid e hanno una sintomatologia che richiede un ricovero. Quindi è chiaro che su questo dovremmo, insomma, anche costruire un percorso diverso, ci stiamo lavorando. Oggi pomeriggio alle 2:30 avremo una commissione salute con il capo gabinetto del ministro Speranza, proprio per ragionare su modalità nuove, quindi su riduzione della quarantena, se sarà ridotta, su vaccinazione, quindi campagna vaccinale, su approcci, si parla di un approccio sindromico oggi per quanto riguarda la nuova ondata, o comunque quello che sarà, insomma, l'autunno e l'inverno. Quindi capiremo bene cosa succederà e come affrontarlo oggi anche rispetto ai sanitari vaccinati e non vaccinati. Insomma, ci sarà questo incontro oggi pomeriggio. Va bene, grazie agli assessori Calzavara e Lanzarin che con tempismo perfetto hanno chiuso i loro interventi proprio al momento dell'arrivo del Presidente Luca Zaia, che come è arrivato lo invito sul palco per fare due parole. Sì, vai. Saltiamo il betto. Grazie. No, gli assessori hanno chiuso i loro interventi con un tempismo perfetto. Ciao Presidente. Ciao. Il microfono ti lascio questo perché non buongiorno fanno tempo a tutti. Microfonarti. Ah sì, grazie. All'inizio partiamo con quelli. Perfettamente sintonizzate, esatto, con il loro Presidente. Allora, buongiorno Presidente Zaia, benvenuto all'Assemblea regionale dell'ANCI e quindi dei sindaci del Veneto. Abbiamo l'opportunità di scambiare due parole su vari temi e quindi io partirei subito a bomba, come si dice, con il tema di giornata, cioè la crisi di governo.
per certi versi era attesa. Lei nei giorni scorsi si era anche, diciamo così, speso con un richiamo alla responsabilità. Evidentemente questi richiami non sono stati ascoltati. Come ha seguito la giornata di ieri e che cosa ci attende nei prossimi giorni secondo lei? Innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito, per l'opportunità, un ringraziamento al sindaco Conte, al presidente dell'ANCI, a tutti insomma i sindaci presenti. Adesso non li vedo tutti, ho visto Sergio Giordani prima, quindi un benvenuto ai nuovi sindaci, saluto quelli dei capoluoghi, non so se sono qua tutti, c'è Sergio Giordani per Padova, non so se c'è Oscar De Pellegrini, Damiano Tomasi, vabbè insomma saluto Sergio per tutti. E detto questo, veramente grazie. Guardate, in punta di piedi dico che in questo momento non ci voleva. Se poi vai a guardare la storia, questo è un paese dove i presidenti del Consiglio durano poco. Ed è un paese nel quale ormai ci tocca dire che scopa nuova, scopa meglio. Farà sorridere, però mi sa che continuiamo a provare a testare cavalli in pista che hanno un pedigree unico, eccetera, e poi diciamo no, beh basta, adesso ne proviamo un altro di nuovo. Brutto sistema. Abbiamo 230 miliardi di PNRR da mettere a terra e guardate che noi come regione non è che siamo irrilevanti in questa partita, voi come sindaci lo sapete meglio di me. Abbiamo delle partite importanti, cioè ricordiamoci che se pensiamo perché Draghi dice basta, non ne voglio più sapere, perché non gli hanno votato la fiducia una parte di una componente politica importante come i 5 Stelle non hanno votato la fiducia a un provvedimento che non è proprio, non è che si parlava del bonus vacanze per gli italiani, si parla di 15 miliardi di euro, che già il provvedimento ha un nome particolare, aiuti, che è quello che vuol dire aiutare famiglie e imprese rispetto a delle difficoltà date da questa congiuntura economica che è veramente importante. Se pensate che gli Stati Uniti 2 giorni fa dichiaravano di avere il 9,10% di inflazione, mai avuta negli ultimi 40 anni. Abbiamo un 7,6 in Spagna, abbiamo una proiezione dell'8-10% in Italia, vuol dire che chi ha 1.000 euro a fine anno ne avrà 900, cioè capite che il potere d'acquisto viene messo veramente in discussione. Insomma, davanti a tutto questo c'è una parte politica che se ci pensi, no? Io pensavo l'altro giorno, ho visto Piazza dei Signori a Treviso nel 2013-2012 con 5-6 mila persone che inneggiavano questa nuova forza politica del cambiamento. Il risultato è che forse i primi ad essere penalizzati sono quelli che sono andati in quella piazza, perché poi la forza del popolo penalizza il popolo. Adesso non è che è il dagli all'untore o sparare sulla Croce Rossa, però è un dato di fatto, in questo momento l'unica roba da fare era non mandare a casa il governo. E quindi adesso per i prossimi giorni lei, Presidente, che cosa si attende? Si parla di un Draghi bis, si parla della possibilità di tornare a votare, se ne parla anche nel suo partito, c'è un dibattito aperto che forse dipende anche da quello che vorrà fare Draghi, che non è proprio secondario. Lei che il dominus, i due dominus sono il Presidente Draghi da un lato, e ho qualche perplessità che accetti nuovi incarichi, magari mi sbaglio, ci ho letto le sue dichiarazioni, per quello che lo conosco io ho l'impressione che l'abbia messa giù molto dura, ma giustamente, no? Anche per un fatto di coerenza. Dell'altro dominus è il Presidente Mattarella, non dimentichiamoci che la Costituzione comunque porta in capo il Presidente a ogni scelta, che è quella di andare a scandagliare eventuali nuove maggioranze, che è quella di identificare e individuare ulteriore persone da incaricare eventualmente se il Presidente del Consiglio uscente non accettasse e confermasse le sue dimissioni, per poi siamo in questo limbo nel quale Draghi rassegna le dimissioni e Mattarella non le accetta, quindi anche dal punto di vista giuridico e costituzionale si apre uno scenario ulteriormente nuovo. Oppure sono le urne, cioè a me sembra che tutti i dibattiti stiano in piedi in queste ore, no? Cioè, dopodiché ognuno tifa per le sue robe, però di certo questa non ci serviva. Sì, dagli interventi che l'hanno preceduta è emerso un forte, da parte dei sindaci che sono alternati sul palco, una forte esigenza di stabilità, perché come diceva anche lei sono tanti dossier aperti, ce n'è uno in particolare che le stava a cuore, che è quello dell'autonomia, che faticosamente il Veneto insieme a Lombardia e Emilia Romagna sta portando avanti. Allora le chiedo, se cade il governo, si torna di nuovo dal via come al solito, riparte di nuovo una nuova commissione di saggio, un nuovo ministro, si ricomincia tutto da capo oppure no? No, l'autonomia non è il gioco dell'oca, non si torna alla casella iniziale, no? Cioè adesso noi il lavoro, cioè i compiti per casa li abbiamo fatti,
non ne abbiamo più da fare di compiti per casa. Chiunque arrivi, se ci fosse anche un cambiamento del governo, sa che il dossier autonomia per noi è ultimato, noi ci rifiutiamo di riprendere in mano un dossier che è chiuso. Fra l'altro c'è il ministro Stefani che ha seguito magistralmente tutta la prima fase di questo dossier. Ovvio è che i veri nemici dell'autonomia sono quelli che vanno in giro a dire che è la secessione dei ricchi, che è un atto di egoismo, e che disconoscono invece i dettami della Costituzione. La Costituzione è chiara, cioè noi stiamo facendo tutto nell'alveo della Costituzione. Prova ne sia che il nostro primo sostenitore è il Presidente della Repubblica, che dice che l'autonomia è un fatto costituzionale. È un bel progetto, guardi, se lo dovessimo spiegare alla signora Maria, o meglio ancora a un bambino, no? Quando tu vedi qualcuno in giro per l'Italia che dice ma ci sottraggono qualcosa, poi diventeremo ancora più poveri. Ho premesso che noi con orgoglio diciamo che i comuni del Veneto, Presidente Conte, nessuno dei comuni del Veneto è in dissesto finanziario. In Calabria 1 su 2 è in dissesto finanziario. Non so se sia un problema meteorologico, però questo è un dato concreto. Quindi io dico che non è colpa di quelle amministrazioni, non è colpa dei calabresi, ma è colpa della malagestio che li ha portati lì. E siccome non c'è l'autonomia, non è colpa dell'autonomia e dell'egoismo del nord per cui alcuni territori italiani hanno dissesto finanziario diffuso. Allora, se diciamo questo, cosa dovremmo dire bimbo? Cioè lo Stato gestisce delle cose da noi, se ci trasferisce queste cose, ci dà anche i soldi per gestirle. Punto. Un esempio per tutti, la sanità. La sanità la gestiamo noi, ci dà i soldi per gestirla. Allora, tu che sei mio vicino di casa, perché ti agiti se mi dessero la sanità? Me la danno, i soldi sono sempre gli stessi, ti agiti perché sai che i benchmark poi ti metteranno in difficoltà, perché a questo punto inizierebbe la stagione della responsabilità e la responsabilità mette a nudo tutto. Guardate che anche questo fantomatico problema dei LEP, noi siamo per il LEP, ma se ci pensate si parla dei LEP proprio perché si parla di autonomia, sono i LEP che sono previsti dalla Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni, li potrebbero già aver fatti, ma io sono convinto che chiederli è una roba, volere che si facciano è un'altra, perché quando ci saranno i LEP è come accendere una luce sulle amministrazioni e capire se veramente hanno i livelli essenziali delle prestazioni o se non ce li hanno, ma comunque i soldi ce li hanno. Io vedo delle regioni, lasciatemelo dire, che dicono che sono state depredate da fondi della sanità, ma poi se vado a vedere le apicalità nella sanità rapportate agli abitanti hanno molti più primari del Veneto a parità di abitanti. E allora uno si dice, ma come mai sta roba? Avete tutti questi dirigenti? Forse ne abbiamo troppo pochi noi, però capite che anche, come si può dire, l'amministrazione del buon padre di famiglia, l'efficienza passa attraverso anche a dei valori, e i comuni del Veneto lo dimostrano, ad esempio rispetto alla spesa pro capite, l'efficienza amministrativa, la qualità dei pagamenti, insomma, queste robe sono tutte, sono gioielli che noi dobbiamo comunque spenderci, no? Sono biglietti da visita, cioè qui i comuni pagano con una rapidità che è paurosa, la regione paga con meno di 13 giorni rispetto al benchmark nazionale, cioè noi siamo dei grandi pagatori. Quando io ho ereditato questa regione c'era gente che avanzava soldi da anni, vi ricordo. Un altro dei temi che sono emersi è quello del PNRR. Adesso di nuovo torno sulla crisi di governo, anche questo rimette in discussione questo PNRR, di cui devo dire la verità, molti non hanno esattamente capito la messa a terra come funzioni, perché si parla di bandi ministeriali, alcuni soldi li gestiscono le regioni, cioè le chiedo come state gestendo a livello regionale il PNRR e quali sono gli scenari che si aprono per il futuro, cioè alla fine questi soldi arriveranno sui territori oppure no? Beh sì, arriveranno, io ho l'impressione che ci saranno delle comunità che comunque non avranno capacità di spesa e quindi di investimento, tanto è vero che io so colui che ha proposto che ci sia un overbooking nazionale, cioè chi non riesce a investire fondi del PNR a lui dedicati li deve rimandare nel salvadanaio nazionale e vengono redistribuiti rispetto, diciamo, a un overbooking di iniziative non ancora finanziate ma cantierabili. Guarda che noi veneti paghiamo lo scotto, lo dico ai comuni, di un adagio nazionale che a me non piace niente. Si dice sempre, ma non utilizzano i fondi comunitari. È vero questo, ma non in Veneto. Noi in Veneto andiamo sempre in overbooking. Cioè, noi abbiamo una capacità di spesa per cui nessuno può dirci che un centesimo arrivato dall'Europa non sia stato investito.
Invece ci sono comunità in giro per l'Italia che non riescono proprio a investire i fondi comunitari. Dall'altro però sul PNRR l'articolo 21 del negoziato prevede la possibilità di rinegoziare il trattato, o meglio il contratto, definiamolo così, qualora cambiassero gli scenari sono cambiati, il negoziato ha pochi mesi di vita, ma di mezzo c'è una guerra e tutta la destabilizzazione che porta a una guerra. Quindi io sarei, ma l'ho sempre detto, ma adesso si parla di un nuovo recovery, però la verità è che dovremmo rinegoziare il PNRR, dedicare questi 230 milioni di euro all'autonomia alimentare, all'autonomia energetica e oggi anche a tutta una serie di opere infrastrutturali che vediamo, cioè oggi questa emergenza la vediamo col cambiamento climatico, che è il tema ad esempio della siccità. Sentite, con tutto rispetto, a noi hanno dato 20 milioni di euro ad ogni regione per identificare un borgo da recuperare, noi abbiamo identificato Recoaro e altre regioni hanno fatto le loro scelte, però oggettivamente, con tutto rispetto, e noi faremo un bel lavoro a Recoaro, oggi davanti a una famiglia che non sbarca al lunario, di priorità ce ne sarebbero altre. Allora dico sempre, bisogna fare in modo di finanziare i borghi perché ci restano i cittadini in vita in quei borghi. Rischiamo di abbellirli fin troppo per poi non avere più vita in quei borghi, perché magari i cittadini vanno a fare gli emigranti perché non sbarcano più il lunario. Un'ultima domanda sulle infrastrutture. Avete aperto un altro tratto della Pedemontana, che è, diciamo così, l'opera simbolo della sua amministrazione. Sarà completata entro la fine dell'anno? Ce la si fa? Sì? Sì, Cioè, sì. il tema aperto, insomma, è un'opera che interessa diversi territori e diverse province. Magari facciamo un punto nave sulla opera e sulle esenzioni per i residenti e sulle opere complementari. Beh, la Pedemontana sono 94 km e mezzo di infrastruttura. Ad oggi è la infrastruttura più grande in cantiere in Italia e realizzata. Sono 2 miliardi e 258 milioni di opere. Oltre ai 94 km e mezzo, i 14 caselli e 36 comuni attraversati da Treviso Nord a Montecchio, noi abbiamo anche realizzato 68 km di infrastrutture, quindi di strade di collegamento non a pagamento. Io ho ereditato un cadavere eccellente quando sono arrivato, non è che avessi la rampa di lancio per la Pedemontana, tanto è vero che a un certo punto ci siamo ritrovati davanti al bivio se rinunciare all'opera e lasciare una ferita indelebile nei territori. Vi ricordo che quando io sono arrivato c'erano 300 milioni di euro di espropri da pagare, tra le tante robe, non c'era il closing finanziario, di guai ce ne abbiamo avuti tanti. Era anche cambiato il mondo rispetto ai flussi di traffico. Oggi abbiamo realizzato un'opera che sarà completata. Per la parte trevigiana noi avremo l'innesto sulla 27 entro ottobre-novembre a farla grande. Ma è più un fatto di burocrazia che di infrastruttura di cantiere, perché il cantiere sta procedendo bene, chi passa nella 27 l'avrà visto. Per la parte vicentina, noi il collegamento, gli ultimi 10 km che mancano, dei 94 km e mezzo noi ne abbiamo già realizzati una ottantina, Galleria di Malo e quindi tutto il collegamento degli ultimi 10 km su Montecchio, quindi sulla 4, per noi si fa sempre per fine anno. Dopodiché ci resta l'unica roba che non dipende da noi, non è un cantiere nostro, non hanno voluto darcelo, è il casello sulla 4 che dovrebbero darcelo, lo fa direttamente la Brescia-Padova, la Brescia-Padova, lo fa direttamente la concessionaria, la 4, e ci dicono verosimilmente che dovremmo averlo collegato per marzo 2023. Però l'infrastruttura con un'uscita a Montecchio e un ingresso sulla 4 sarà già operativa tutta da dicembre 2022. Va bene. Grazie Presidente. No, volevo dire un'ultima roba sui pedaggi, scusami. Sì. Sui pedaggi volevo dire una cosa sola. Noi avevamo un progetto che prevedeva 45.000 veicoli al giorno, che è il famoso progetto del 2022. Dopo è stato rimaneggiato, è cambiato il mondo. Vi ricordo che è arrivata la crisi, non si vedevano più camion circolare. Adesso abbiamo un progetto che ci dà 27.000 veicoli al giorno. Ragionevolmente dovremmo arrivare ai 27.000 veicoli. Prima di aprire l'ultimo tratto nel Trevigiano eravamo già a 18.000. Arrivati alla chiusura dell'infrastruttura e quindi ai 2 collegamenti, sto parlando in marzo 2023, avremo contezza se la previsione dei super esperti diventerà realtà, io spero che sia anche sbagliata e che ce ne siano di più,
a quel punto, ma immagino di sì, perché guardate che il camion che mi entra da est a Trieste, se deve andare da Vicenza in poi, mi farà A4, a Portogruaro prende l'A28, è tutta gratuita, perché nessuno se lo ricorda, fino a Conegliano. Conegliano entra in A27, fino a Treviso Nord, A27, Treviso Nord, Vicenza, se la fa tutta per la Pedemontana. Quindi avremo anche un traffico di attraversamento, perché questo diventerà un grande passante a nord del passante basso, che è quello, diciamo, che segue la gronda lagunare. Allora, a quel punto, vedendo i pedaggi, riusciremo ad andare in abbattimento dei pedaggi e altro. Però vorrei ricordare che il pedaggio della Pedemontana è più o meno in linea con quello della CAV, ovvero di tutte quelle infrastrutture nuove, perché è un'infrastruttura da ammortizzare. Perché vedo qualcuno che paragona il pedaggio della Pedemontana con quello della 4, ma la 4 avrà 50.000 anni, è super ammortizzata. Tanto è vero che le grandi infrastrutture, Pedemontana Lombarda, l'autostrada di Napoli, non mi ricordo più, la 2 mi sembra si chiami, la Brebemi, eccetera, hanno tutte pedaggi più alti della Pedemontana. Sono strutture nuove, qualcuno deve pagare. Va bene. Grazie. Grazie, grazie. Buon lavoro. Va bene, ben ritrovati. Direi di riprendere coi lavori dell'Assemblea, con la seconda parte, diciamo così, che vedrà protagonista adesso qui con me sul palco il Ministro per la Disabilità Erika Stefani, che invito a prendere posto qui con me sul palco e che ringrazio anche per la pazienza, perché purtroppo gli eventi, come dicevamo prima della giornata, hanno un po' sconvolto la scaletta e lei pazientemente, cosa che diciamo non è da tutti i ministri, ha atteso di potervi parlare, e questo mi pare un segnale di attenzione importante nei vostri confronti. Allora, Ministro, fase delicata, ovviamente non si può sfuggire una prima domanda sulla crisi di governo e su quello che è successo ieri, che va a inficiare un percorso che lei stava portando avanti insieme al resto della squadra del Presidente Draghi. Intanto un buongiorno a tutti, grazie di essere qui, è bellissimo tra l'altro incontrarsi con tutti i sindaci, gli amici sindaci, magari ci sono minori occasioni di trovarsi, questo è anche un modo per confrontarci e stare anche insieme. Ma avete un po' incastrato perché c'era una tavola rotonda, dovevamo essere forse in più d'uno e in realtà mi trovo qui a dover anche spiegare, se si possono spiegare certe situazioni. È ovvio che se noi dovessimo fare una panorama insomma, della situazione attuale, allora 2 anni di Covid, di emergenza sanitaria, esborsi, decreto sostegni, denari, difficoltà, crisi economica, aziende in sofferenza, una crisi anche di tipo sociale, una frustrazione anche presso i cittadini, anche delle divisioni anche ideologiche si sono viste su vaccinazione, non vaccinazione. Ci troviamo poi, nostro malgrado, all'interno di una situazione di conflitto, una guerra che è oltre confine, ma mai come diciamo oggi si è visto diciamo, in epoca moderna un influsso così drammatico di un conflitto fuori dai confini e che abbia avuto un riflesso così forte all'interno, perché non va soltanto a colpire quello che sono, uno pensa alla macrofinanza, alla macroeconomia, ma va a colpire proprio le tasche di cittadini, bollette, rincari, carburanti. Ci troviamo poi con una ondata di caldo che ha portato queste problematiche anche di siccità e che quindi anche qui con delle misure, con degli interventi, e abbiamo nel frattempo una delle più grosse misure, un grandissimo piano Marshall atteso, costruito forse anche tra l'altro a cavallo, a cavallo di 2 forse 3 governi, che è il PNRR, con tempistiche che poi anche vi dirò anche per quanto anche riguarda le attività del mio ufficio, e ci troviamo con una crisi politica. È una crisi di governo di queste dimensioni, una crisi che tecnicamente sarebbe una crisi
extraparlamentare, visto che è una questione, diciamo, interna alla maggioranza, ma che non ha avuto ad oggi un voto di sfiducia, e una situazione che ha creato ovviamente una forte instabilità in un momento dove anche i partiti stessi hanno dei momenti di riflessione, diciamolo anche così, e non ci voleva, appunto. Non ci voleva, e ogni soluzione che dovrà essere adottata in tempi celeri, velocissimi. Cioè, se noi pensiamo che siamo anche solo, guardate, guardiamo il PNRR, lo sapete bene, ci sono delle tempistiche. Guardiamo il panorama oltre confine. Qualcuno dovrà andare a parlare per l'Italia, in nome dell'Italia, nei grandi summit, a confrontarci su tetto del prezzo del gas, invece che no, voglio dire, a discutere all'interno delle sedi. E non possiamo permetterci di avere dei limbi. Non possiamo permetterci di avere dei limbi, per cui ogni decisione dovrà essere adottata proprio in assoluto tempo utile. È ovvio che se la crisi fosse ulteriormente conclamata, quindi veramente con un governo dimissionario, oggi le dimissioni non sono state accettate, noi siamo chiamati a, come si dice, al disbrigo degli affari correnti. Cosa sono gli affari correnti? Gli affari correnti sono quegli affari, non è che ci sia una tipologia precisa, sono quegli affari che non possono provocare un danno. È ovvio che il PNRR è uno di quegli affari che dovrà essere condotto, altrimenti si procura un danno, cioè perché il danno sarebbe enorme, quindi le strutture ministeriali dovranno comunque continuare, comunque il Ministro lavora in prorogatio e ci sono quindi degli uffici che lavorano in questa proroga e dovranno essere condotti, però voi cioè, sapete bene o comunque magari anche ve lo dico avendo vissuto proprio questa esperienza, nel momento in cui vieni nominato, mettiamo che ci sia un nuovo governo con nuovi ministri, mettiamo che ci sia un'eventualità, voglio dire, di una prosecuzione. Non è che la nomina del ministro fa partire esattamente illiquid immediate la macchina. C'è tutto un sistema di spoiling system, di diretta collaborazione, di gruppi di studio, di comitati di studio. Io stessa ho 2 commissioni che stanno lavorando sull'attuazione della legge delega che è del PNRR, ma sono 2 commissioni che sono di esperti di mia nomina. Quindi anche questo, cioè chi viene nuovo tiene lo stesso, cioè, e questi sono dei gruppi di lavoro, commissioni redigenti che stanno scrivendo i decreti. Ministro, le chiedo, cioè, ci sarebbero tecnicamente i tempi per una rinomina di nuovo di tutte queste commissioni, perché il voto è previsto comunque l'anno prossimo, quindi se si va in proroga, cioè se ci fosse un governo... No, ma cioè, queste sono nomine che vengono fatte direttamente, in questo caso sono nomine che ho fatto direttamente io, sono delle mie nomine, nel momento in cui io decadono le nomine e quindi dovrebbero essere rinnovate da chi subentra, che significa o accetta il lavoro che ho fatto io e lo porta avanti così con spirito di responsabilità, però sapete bene quante a volte la politica ha dei meccanismi da classici da zappa sui piedi, meccanismi kamikaze, per cui tutto ciò che è stato fatto dal precedente non va bene, perché poi ci avviciniamo alle elezioni, per cui ci sono delle dinamiche, delle dialettiche politiche di confronto, per cui è ovvio che ogni partito dovrà cercare di caratterizzarsi. Io credo che la grande difficoltà in questo periodo è di gestire proprio questo. Da una parte una fortissima responsabilità del Paese per il Paese, ripeto, sul PNRR, sulle questioni che riguardano, credetemi, non è che c'è bisogno che ve lo dica io, certamente, sulla questione energetica, cioè noi andiamo di fronte a un'aspettativa, a una previsione per l'inverno che non sarà di certo migliore dell'attuale e non sarà migliore di quanto c'era a marzo. E il conflitto non si chiude in tempi brevi. Quindi c'è una questione anche energetica, il lavoro che sta facendo lo stesso ministro Cingolani, lavoro che forse sarebbe stato anche più, perdonatemi l'espressione, esplosivo,
se non ci fossero state delle forze politiche che comunque continuavano a rallentare questi percorsi o comunque continuavano a porre dei veti. E pensate, abbiamo quello, questioni attinenti ovviamente, ripeto, al PNRR e questioni attinenti comunque a un paese che deve ripartire. Contemperare questa esigenza con quell'esigenza che è naturale, che è normale, che è la rappresentatività dei partiti, che quindi il fatto che i partiti vogliono caratterizzarsi e quindi trovare delle proprie dimensioni. Ora, se il movimento, e mi permetto di fare dei nomi, se il Movimento 5 Stelle ritiene che questa operazione sia un'operazione per cercare di distinguersi dagli altri e per cercare di avere un'ulteriore caratterizzazione, beh, di sicuro si sono distinti. Ma io penso che poi, voglio dire, gli italiani non è che hanno una memoria così corta. Cioè, una delle cose peggiori che si possa fare è essere nel proprio partito così egoisti per l'interesse del partito, per conservare delle dimensioni del partito, a discapito di quello che è l'interesse generale. Ministro, solo un'ultima domanda politica e poi passiamo all'attività di governo. Lei ha avuto già un'esperienza di governo in precedenza con i 5 Stelle, visto che li ha nominati. Andiamo dritti al punto, no? Con il governo giallo-verde, anche lì è stata un'esperienza per certi versi faticosa quando lei era Ministro dell'Autonomia. Le chiedo adesso, secondo lei sarebbe possibile proseguire con una nuova esperienza di governo, di nuovo con i 5 Stelle, nel caso di un loro ravvedimento? Ma ci sono state tre crisi. Allora, ci sono state tre crisi. Provate a analizzare da dove nasce la crisi di queste tre ipotesi. Di certo una forza politica così è una forza politica che si trova attualmente in una situazione che è abbastanza paradossale. È una forza parlamentare che esce dalle urne del 2018 ed attualmente un tipo di consenso e anche di, non solo del consenso, perché non è che fai la politica sulle amministrazioni, sui sondaggi, ma ad una, diciamo, una rappresentazione di quello che è stato l'effettivo operato. Noi nel governo Conte 1 abbiamo fatto una scelta come forza politica di distaccarsi proprio da loro per l'impostazione, che poi è l'impostazione di oggi, che per un termovalorizzatore crea una crisi di governo. Cioè, perdonatemi, che per delle questioni anche ideologiche di caratterizzazione si fa cadere un governo. In questo momento, poi, poi ai posteri l'ardua sentenza anche di quello che abbiamo anche fatto noi e le decisioni che abbiamo assunte noi nel 2019, ma la grande opposizione che io trovavo ad esempio nell'incarico che io dovevo svolgere, cioè riconoscere l'autonomia differenziata e il regionalismo differenziato, era dovuto a questioni di natura proprio ideologica e puntuale. Ormai non faccio più previsioni, non siamo degli indovini, la politica al giorno d'oggi ha delle velocità incredibili, cioè nello spazio di, non dico puoi fare delle previsioni nell'arco di 6 mesi, ma non le puoi fare nemmeno nell'arco di 3 mesi. Io penso che quello che la scelta che occorrerà fare e che ci chiama tutti, voglio dire, a un grande senso di responsabilità, è quello di dire cerchiamo di scegliere la soluzione migliore proprio in primis nell'interesse del Paese e nell'interesse dei cittadini. I cittadini non sono degli sprovveduti, non pensiamo più che la politica si faccia, perdonatemi, sui social o si faccia con gli slogan all'interno di Facebook. I cittadini premieranno chi sa lavorare bene a discapito di chi lavora male. Occorre assumere proprio delle modalità comportamentali, voglio dire, di grande, cioè ripeto, non da palco, non da tribuni, ma cercando veramente di prendere in mano le redini di questo meraviglioso paese. Parliamo quindi di lavoro. Lei ne ha fatto molto in questi ultimi mesi, il PNRR interessa il suo ministero e prima parlavamo, prima di salire sul palco, dei problemi che la crisi pone proprio nell'operatività, nella messa a terra di progetti che sono stati decisi ma che hanno bisogno poi della concretezza
lo sappiamo tutti, dei decreti, no, degli atti esecutivi. Quindi le chiedo di raccontare ai nostri sindaci che cosa è stato fatto, le sue decisioni in merito al settore che la riguarda e che cosa si dovrà fare, e adesso vedremo se si riuscirà a fare dopo la crisi di governo per dare piena attuazione alle sue decisioni e alle decisioni del suo ministero. Devo dire che in poco più di un anno abbiamo raggiunto come nell'ambito, voglio dire, della disabilità uno dei più grandi, voglio dire, successi. Poi non è un successo da sbandierare da un palco, perché voglio dire delle volte è difficilmente comprensibile anche agli interessati, che è questa legge delega. Io avevo inserito nel corso proprio dell'anno scorso, in quella finestra, tra l'altro brevissima, no? Per sistemare le schede del PNRR che nascevano nel Conte 2 e che erano già comunque fatte in modo un po' veloce e un po' generalista, forse per certi versi. L'abbiamo precisato noi quando siamo entrati dentro come nuovo governo. Io ho inserito questa legge delega, che è una legge delega che praticamente attua la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. È una legge molto importante, tra l'altro anche finanziata, anche, io dico più che non discretamente, perché vedere 300 milioni che saranno previsti in modo consolidato ogni anno sul mondo delle disabilità è già, voglio dire, uno dei più grandi successi, aggiungendosi al fondo della non autosufficienza, e che quindi mettendo a sistema ciò che ad oggi non è a sistema, cioè che il mondo delle disabilità che deve uscire un po' dal sistema assistenzialistico e deve diventare veramente un modo di leggere veramente la nostra società, cioè non pensare che il mondo delle persone con disabilità sia soltanto frutto della beneficenza, della donazione che fai, voglio dire, quando devi metterti a posto la coscienza, ma che è un mondo che deve essere perfettamente inserito su tutto il resto. Ecco, però per spiegare cosa significa entrare in una crisi e avere una legge così, non è che la legge è stata approvata ed è fatta lì ed è immediatamente esecutiva, è una legge delega, ha bisogno dei decreti attuativi, e i decreti attuativi sono in corso e sono dei decreti molto laboriosi. Decreti molto laboriosi, tant'è che io ero pronta proprio per il Consiglio dei Ministri di ieri a presentare i primi 2 decreti. Uno è un decreto che prevede, tra l'altro, proprio riguarda proprio voi sindaci, un ambito anche di responsabilizzazione proprio sul mondo delle disabilità, cioè di prevedere anche delle valutazioni del proprio personale in virtù dei processi, dei percorsi che si utilizzano per l'accessibilità e per l'inclusione. Questo ovviamente a seconda delle dimensioni, cioè anche dei comuni. Ed è un modo per dimostrare quello che è fondamentale, perché i cittadini ti dicono: beh, ho capito se vado nel negozio e trovo la barriera architettonica, però vorrei che questa barriera architettonica non ci fosse nel mio comune, cioè perché il primo che vogliono la prova è che ci sia il pubblico che dia la grande prova. Ma vedendo la grandissima sensibilità dei sindaci, degli amministratori locali su questo tema, e vedendo quanto siete veramente anche molto anche creativi, no? E anche ho visto tantissime iniziative straordinarie, perché i sindaci hanno proprio raccolto questa bella sfida. Ma poi abbiamo l'istituzione del garante, e l'istituzione del garante, anche questo un testo praticamente già definito e che doveva andare in Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Anche questi sono dovremo vedere ora se negli affari correnti possa rientrare anche l'approvazione di questi decreti legislativi. E poi dicevo, la legge delega ha un tempo di approvazione che sono 20 mesi. 20 mesi significa da gennaio di quest'anno. Quindi stiamo vedendo che i tempi arriviamo, voglio dire, all'estate prossima. All'estate prossima, che devono essere già praticamente conclusi. Vedendo la difficoltà nel costruirli, perché i decreti, virgolette, miei, necessitano
di una consultazione che è quello del mondo delle associazioni, che è il mondo del terzo settore, che è il mondo delle federazioni, che è il mondo delle regioni, perché sono materie che vanno ad incidere anche su competenze regionali, cioè il progetto individuale di vita, i percorsi per la valutazione multidimensionale, i rapporti con gli assistenti sociali, questo contenitore dove fare l'integrazione sociosanitaria. Ecco, devo dire che già era una cosa che preoccupava me, pensando che finisce la legislatura, oggi è tutto praticamente anticipato se si dovesse appunto andare a elezioni, ma anche andare a elezioni significa farlo in tempi molto brevi, perché ovviamente andare alle elezioni significa fare campagna elettorale, convalida degli eletti, costituzione della formazione del nuovo governo, formazione di tutte le parti, voglio dire, di tutta la struttura ministeriale e arrivare a predisporre una bozza della legge finanziaria. Abbiamo dei tempi, anche qui, cioè, normalmente a ottobre abbiamo già la legge finanziaria normalmente alle nostre Camere. Diciamo che i tempi sono abbastanza ristretti, quindi le decisioni devono essere prese veramente entro la settimana prossima, non oltre. Ecco, la crisi credo si apra anche al rischio di un esercizio provvisorio, no? C'è anche questo magari con le pensioni garantite, ma non lo so. Ma questo è un'ipotesi, cioè l'ipotesi dell'esercizio provvisorio, a parte il fatto che in 10 anni quasi che sono in Parlamento, ormai è spauracchio dell'esercizio provvisorio, ho sentito ogni volta che c'è una crisi di governo, perché ricordo la scorsa legislatura, Letta, Renzi, Gentiloni, e oggi abbiamo avuto Conte, Draghi, cioè 6 governi in 9 anni. Ogni volta si è parlato dell'esercizio provvisorio. In realtà lo strumento, nonostante le grandissime crisi che erano anche più veloci, se vi ricordate, a vedere nel corso della Prima Repubblica, però l'esercizio provvisorio è stato veramente un rimedio estremo. Se si vuole, si riesce a fare una legge finanziaria, magari invece che essere una legge finanziaria completa che soddisfa tutti i partiti e le richieste dei partiti, potrebbe essere una legge finanziaria a tabellare, cioè una legge finanziaria, com'è che si può dire, quasi, perdonate, quasi commissariale. Quasi. Va bene, ringrazio il Ministro Stefani per la disponibilità, per l'attenzione che ha avuto nei nostri confronti e per la pazienza. E proseguiamo, credo che sia in collegamento. Ok, proseguiamo adesso, come vedete, scaletta volante, si decide tutto. Allora, con Roberto Vetta, componente della cabina di regia del protocollo legalità della Regione Veneto, che... come scusa? Ah, ok, sì, dopo. Prego, Vetta, scusami, stavo parlando al microfono di cose prettamente organizzative. Prego, allora, dal palchetto, grazie. Che parlerà proprio del tema della sicurezza e della legalità, di cui ci avrebbe dovuto parlare l'assessore Corazzari, che però purtroppo ha avuto un impegno e ci ha dovuto lasciare. Prego, Beth. Grazie e buona giornata a tutti. Io sarò molto breve, ringrazio il Presidente Mario Conte di ANCI che ci dà questa possibilità di fare un po' il punto, un piccolo focus sul tema della legalità. Io qua ho di fronte un pubblico di astanti che hanno degli amministratori che hanno dei rating di legalità d'eccellenza in Italia in termini di gestione dei propri bilanci, non c'è un comune in dissesto finanziario, avete i debiti rispetto al numero di abitanti più basso d'Italia e quindi un'attenzione alla buona gestione che è un'eccellenza. Però dobbiamo in questa fase storica in cui arriveranno 200 miliardi di euro tra fondi PNR e non solo, avere un presidio di legalità da parte dei comuni nella gestione di questi appalti, di queste concessioni, di queste autorizzazioni, di queste sovvenzioni che dovremmo gestire. E questo il Presidente Zaia lo aveva quasi prevista, questa necessità, istituendo un protocollo di legalità nel 2019 con 26 parti sociali, tra cui ANCI Veneto, e da quel protocollo sono nate una serie di iniziative, di convegni, di formazione, sottolineo la formazione, è l'obiettivo che stiamo chiudendo con ANCI Veneto per fare la formazione alla polizia locale e in particolare un focus che forse non è mai stato approfondito abbastanza, che è quello della normativa antiriciclaggio. Voi sapete che le amministrazioni comunali hanno degli obblighi di segnalazione delle situazioni di anomalia verso il cosiddetto UIF, l'ufficio finanziario della Banca d'Italia,
e purtroppo queste segnalazioni non arrivano perché c'è poco organico, perché vanno aiutati le amministrazioni. Ecco, noi come Regione Veneto siamo qui proprio su questo fronte per costruire insieme un percorso per dare una mano alle amministrazioni a segnalare tutte quelle situazioni di rischio che andremo incontro molto probabilmente, e alcune delle quali abbiamo già visto incidono sui nostri territori, la presenza della criminalità organizzata e non solo, e quindi questo è un impegno che Regione del Veneto insieme a ANCI Veneto sta portando avanti con grande forza, e quindi l'invito è di seguire queste iniziative e di collaborare, perché alla fine il Veneto si è sempre distinto per essere una regione pulita, dove si fanno le opere in maniera trasparente e dove siamo orgogliosi di spendere bene i soldi dei nostri cittadini. Io vi ringrazio, non ho altro da aggiungere e lascio la parola a chi verrà dopo di me. Grazie e buona giornata a tutti. Prego, grazie Betta. Adesso dovrebbe esserci in collegamento, eppure lo ringrazio per la pazienza, perché non è facile partecipare. Eccolo qui, il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, che conoscete tutti in quanto anche presidente della provincia di Treviso e del Lupi del Veneto. Lo ringrazio per la pazienza. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Buongiorno e gli lascio la parola. Grazie. Sì, mi ripetono i saluti a tutte le autorità, ai ministri, al presidente Mario Conte e ai colleghi sindaci. E ringrazio anche appunto dell'opportunità di portare un attimo anche la voce delle province all'interno di questo momento di ritrovo dell'ANCI Veneto. ANCI e UPI, due associazioni che a livello veneto lavorano a braccetto per portare avanti le istanze che arrivano dai territori e che trovano insomma quasi sempre momenti di condivisione e lavorano, ripeto, per portare avanti le istanze. Però se posso, ho ascoltato sin dall'inizio i lavori di questo convegno e alcune riflessioni le vorrei condividere con voi. Una rispetto alle province, naturalmente. Le province, se mi passate un attimo un paradosso, chiamiamolo così, oggi sono considerate delle principesse all'interno di torri dove sentono le voci di tanti principi azzurri, da lontano non li vedono, principi che dicono bisogna liberare la principessa perché è in grado di dare il suo contributo allo sviluppo del territorio, ma ancora lì all'interno della propria torre in attesa che arrivi qualcuno. Anche se, ad onor del vero, e l'ha detto prima l'assessore Calzavara, nel piano di riordino degli enti territoriali è stato fatto un bel lavoro, siamo stati coinvolti ed è emerso anche dai colleghi sindaci che l'ente provincia potrebbe essere quel ente di collegamento tra i comuni, specialmente quelli di minore dimensioni, e la regione stessa, per declinare gli indirizzi che poi arrivano dal livello sia regionale che dal livello nazionale. Però di fatto la situazione è più o meno la stessa del 2014, perlomeno per le difficoltà che stiamo vivendo. Siamo stati comunque resilienti come enti di provincia, non ci siamo fermati, arenati a quel disastro della Del Rio che sostanzialmente ha tolto la possibilità sia in termini di risorse economiche che di risorse umane di dare risposte a quelle che sono perlomeno le competenze fondamentali che sono rimaste in capo alle province. Mi riferisco soprattutto a scuole piuttosto che a viabilità, piuttosto che a ambiente, piuttosto che a trasporto pubblico, generando delle aspettative nei confronti dei comuni, specialmente i più piccoli, ripeto, di trovare nella provincia quella che viene considerata e chiamata la casa dei comuni oggi. La provincia soffre questa difficoltà, le province soffrono queste difficoltà. E da tempo si sta parlando di un riordino, di un superamento della Del Rio. Giusto ieri, in occasione dei lavori di chiusura dell'Assemblea UPI nazionale a Ravenna, il ministro Lamorgese si è ripetuta nel dire che giace nei cassetti del Consiglio dei Ministri la riforma del testo unico, però sono le stesse parole che ha riportato 7 mesi fa in occasione dell'Assemblea ANCI nazionale. E questo diventa difficile, no, da portare avanti. Lo dico in questa occasione
secondo me una delle difficoltà più grandi è proprio il doppio ruolo, l'essere sindaco. Siamo 76 sindaci in Italia che sono presidenti di province nelle regioni a statuto ordinario e non penso che se ci fossero 76 figure diverse da sindaci cioè destabilizza il bilancio dello Stato. Quella era un'ideologia della Del Rio nel dire che le province erano poltronifici e bisognava in qualche modo togliere le indennità e obbligare al doppio ruolo. Io penso che questo sia una cosa ormai da superare. Perché? Perché il sindaco deve fare a tempo pieno, diceva bene Mario prima, che i cittadini quando cercano soluzioni ai problemi suonano il campanello del sindaco, e il sindaco di Castelfranco è un sindaco come il sindaco di Vicenza, piuttosto che il sindaco di Verona, piuttosto che il sindaco di Cologna, pardon, Cologna Veneta, so essere presente e saluto il collega Manuel Scherzò. Quindi bisogna cercare di affrontare questo problema con raziocinio e privo di ideologie. La riforma del testo unico oggi, che giace nei cassetti, prevede ad esempio che si equipari la durata del mandato del Presidente della provincia e dei suoi consiglieri alla durata del mandato del sindaco, e in pratica questo non può mai succedere perché non è mai contestuale l'elezione del sindaco a quella del Presidente della provincia e quindi va da sé che non può durare 5 anni. Prevede inoltre che nel momento in cui uno perda la carica elettiva da sindaco decada automaticamente da presidente della provincia, e anche questo è un limite se vogliamo dare alle province una struttura di governance che sia in grado di stabilizzare nei 5 anni successivi il proprio mandato, e sostanzialmente non è praticabile. Su questo, a mio modo di vedere, dovremmo intervenire, fatto salvo che per quel che concerne il sottoscritto il ritorno all'elezione diretta del presidente di provincia e del consiglio sarebbe la via prioritaria. Supererebbe, insomma, si tratterebbe di ammettere un errore e di porvi rimedio senza se e senza ma. Quindi questa è la situazione oggi delle province. Parlando di governance, parlo anche di un altro tema, che è quello della gestione dei fondi del PNRR, che in questo momento ci sta preoccupando fortemente. E questo perché? Perché con il piano di ripresa e resilienza sono state individuate nelle province quegli enti territoriali che, per esempio, nel 2021 sono stati in grado di incrementare del 31% i fondi da dedicare e da calare a terra, specialmente su edilizia scolastica e su viabilità. E quindi è un ente sul quale hanno puntato i governanti per lo sviluppo e la ripresa del paese, dotandoli di grandi risorse. Mi viene in mente, per esempio, parlo della provincia di Treviso, i 100 milioni che siamo stati in grado di intercettare per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Siamo stati in grado di farlo in virtù di progettualità che non si è fermata con la Del Rio, che però paga lo stesso dazio dei progetti di rigenerazione urbana che hanno visto assegnatari i comuni, tra cui anche quello di Castelfranco Veneto, per esempio. Progetti che avevano un quadro economico datato nel senso era ante aumento delle materie prime, no? Oggi le materie prime, il costo dell'energia, della manodopera, tutte le cose che sono note incidono per circa il 20-25% e queste risorse non sono nella disponibilità degli enti provinciali e mettono a repentaglio anche i fondi intercettati, tutti, 100 milioni per la provincia di Treviso, mi ripeto, e per semplificare, non so, se con 100 milioni dovevo fare 10 scuole da 10 milioni ciascuna, una a Castelfranco, una a Treviso, una a Montebelluna, io non è che possa decidere adesso di sacrificare per esempio quella di Castelfranco Veneto per fare quella di Montebelluna e Treviso, no, perché i fondi sono lì, sono rigidi e non mi consentono questi criteri di scelta. Quindi ci troviamo nella situazione quasi paradossale e succederà purtroppo, penso, che alcune province saranno costrette a restituire fondi intercettati da PNRR. Su questo paghiamo il dazio delle minori entrate, tasse di immatricolazioni auto piuttosto che RC auto, e quindi 3 milioni in meno su 30 milioni nel primo semestre, io non so dove andarli a recuperare.
Ci sono delle possibilità, a nostro modo di vedere, per non bloccare il piano di sviluppo dell'edilizia scolastica. Ad esempio, puntare sui ribassi d'asta. I ribassi d'asta oggi il Ministero dell'Istruzione li vuole indietro, a differenza del Ministero delle Infrastrutture, per esempio, no? E non si capisce per quale motivo, visto che i fondi sono già assegnati. Se il ribasso d'asta dovesse essere di qualche percentuale, alta o bassa che essa sia, aiuterebbero gli enti provinciali a dar seguito a quella progettualità che hanno in corso. Quindi approfitto di questa occasione perché serve far squadra comune così come abbiamo fatto e così come sono sicuro continueremo a fare, perché ribadisco UPI e ANCI a livello sia veneto sia a livello nazionale lavorano a braccetto e portano queste istanze alla luce di chi deve prendere le decisioni. Spiace che si stia assistendo a questa crisi di governo che verosimilmente porterà a resettare tutto, se non se ne esce, tutto ciò che era nelle aspettative da tanti anni da parte degli enti provinciali. Spiace perché, ribadisco, con la capacità di resilienza che abbiamo avuto e sostenuto sino ad oggi, le province sono state in grado di dimostrare di poter dare ancora qualcosa per la crescita del nostro paese. E ho paura che se andiamo avanti così ci troveremo proprio come al gioco dell'oca di nuovo al via. Ringrazio dell'opportunità Marco, ringrazio il Presidente Conte e saluto. Buon proseguimento di lavori. Grazie, grazie Sindaco, ti ringrazio per la pazienza, che non è mai facile intervenire per ultimi, ma per ultimissimo ridò la parola al Sindaco di Treviso Mario Conte per un saluto a conclusione dei lavori. Direi che possiamo fare una cosa più smart col gelato qui. Anche perché facciamo un applauso a Marco Bonet perché ci ha dedicato un'intera mezza giornata e gli impegni sono tanti per tutti, compresi ovviamente coloro che lavorano per la carta stampata, che approfitto anche per ringraziare per il grande supporto che ci danno sempre nel comunicare nel migliore dei modi quelle che sono le informazioni utili per i cittadini. Credo che questa mattinata poi seguirà un attimo il passaggio legato al bilancio, quindi vi chiedo di avere ancora una mezz'oretta, di quarto d'ora, 20 minuti di pazienza. Approfitto per salutare Sua Eccellenza il Prefetto Signoriello, il Prefetto di Vicenza, grazie per la presenza, grazie a tutti coloro che sono intervenuti questa mattina. Come avete potuto vedere, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta. È vero, i problemi ci sono, però credo che in questo momento lo spirito di squadra debba prevalere su tutto e credo che i sindaci possono essere la dimostrazione che facendo squadra, dialogando, collaborando, mettendo a disposizione competenze l'un l'altro, nel senso che i comuni più grandi si devono mettere a disposizione di quelli più piccoli, che un'associazione come l'ANCI può sostituirsi in questa fase a quelle che sono le mancanze per far sì che i comuni più piccoli non vivano un disagio troppo grande nell'affrontare le sfide del presente e le nostre comunità possono portare a casa dei risultati importanti. Ovviamente le difficoltà ci sono, però sono convinto che le affronteremo con grande responsabilità. Il modello Veneto passa anche dallo spirito che ci caratterizza, perché abbiamo certamente un ottimo esempio nel Presidente Zaia, abbiamo tanti esponenti anche a Roma che sono sempre a disposizione per affrontare le tematiche dei territori. Ricordo che quando c'è stato il tema della rigenerazione urbana c'è stato davvero un impegno generale da parte di tutte le forze dell'ordine, da parte dei parlamentari, però la cosa che ci ha reso forti è stata proprio la compattezza e lo spirito dei sindaci e quindi oggi se noi dobbiamo aggrapparci su qualcosa dobbiamo proprio aggrapparci sull'essere sindaco, sul valore di servire la comunità e sulla volontà di affrontare tutto quello che il momento storico ci pone con grande determinazione, passione e onestà. Noi rappresentiamo un'eccellenza a livello nazionale, di questo dobbiamo essere consapevoli perché tutti ci guardano, a volte anche in modo magari non esattamente costruttivo perché a volte diamo fastidio. Non vi nascondo che quando si va sui tavoli nazionali dell'ANCI molte volte i veneti vengono considerati i brontoloni, quelli che si arrabbia sempre,
ma quando ci arrabbiamo e battiamo i pugni lo facciamo per i nostri diritti e per i nostri meriti, perché noi vogliamo uno Stato meritocratico, dove chi meglio lavora più ha e non dove chi meglio lavora è più penalizzato. E quindi su questo noi non arretriamo, continuiamo a combattere, indipendentemente da come finirà la partita del governo, noi continueremo a far squadra, a far sinergia, a dialogare con le associazioni di categoria, a dialogare con le sigle sindacali. Ricordo che i patti sociali che abbiamo sottoscritto sono un passo davvero importante per le politiche del lavoro, le politiche sociali, le politiche per i giovani e per gli anziani, e i sindaci sono stati i primi a sottoscrivere questo impegno. E quindi io vi ringrazio davvero tanto. Credo che un appuntamento come questo, itinerante direi, debba diventare una buona abitudine. Magari spostiamo il periodo, non lo facciamo in luglio, in modo tale che anche chi magari ha degli impegni legati alle vacanze o al periodo estivo sia un po' più libero, però un punto di ritrovo, un punto di incontro e di confronto, girando di anno in anno per ogni provincia, possa essere un momento bello per conoscere meglio i territori, per guardarsi negli occhi, per affrontare le tematiche che ogni giorno ci accompagnano. Grazie davvero di cuore a tutti, grazie a tutti coloro che sono intervenuti portando le loro testimonianze, però avete visto che tutti, dalla Regione ai ministri, mi dispiace per coloro che non sono potuti intervenire, doveva intervenire la Gelmini e il ministro Bonetti, però tutti trovano in ANCI un interlocutore propositivo, costruttivo, affidabile, serio, che porta sul tavolo della discussione i problemi quelli veri, ma insieme ai problemi porta anche le soluzioni. Quindi continuiamo così, dobbiamo essere orgogliosi della fascia che indossiamo e ricordiamoci che servire la nostra comunità è il nostro obiettivo sempre. Quindi grazie davvero di cuore.